Ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di lunedì 16 giugno. Prima però di guardare i giornali c'è un aggiornamento dall'agenzia ANSA di stamani su un fatto di cronaca terrificante che viene raccontato anche in prima pagina dai quotidiani di oggi. Il triplice omicidio di Motta Visconti è stato posto in stato di fermo con l'accusa di triplice omicidio appunto Carlo Lissi, il marito di Cristina Omes, la donna trovata uccisa con i suoi 2 figli di 5 anni e 20 mesi nella villa di famiglia Motta Visconti, in provincia di Milano. Ne danno notizia i carabinieri del comando provinciale di Milano che conducono le indagini. Al fermo si è giunti dopo un altro lungo interrogatorio. Delitto efferato, spietato, scrive l'ANSA in prima pagina stamani, il delitto di cui è accusato Lissi, che ha creato angoscia perfino negli inquirenti. La donna Cristina Omes di 38 anni e i 2 piccoli Giulia e Gabriele di 5 anni e di 20 mesi sono stati sgozzati e sui loro corpi ci sono numerose altre lesioni che non fanno escludere un accanimento. A chiamare i carabinieri è stato proprio Carlo Lissi, rincasando dopo la partita dell'Italia che aveva visto con altri amici in paese. L'uomo era stato sentito dalla scorsa notte fino alla mattina, ma nei suoi confronti non era stato emesso alcun provvedimento, anche se era rimasto a disposizione degli investigatori volontariamente. Investigatori che non hanno mai smesso di confrontare le sue dichiarazioni con quelle di parenti e testimoni, richiamandolo più volte in caserma. La coppia e i bambini vivevano in una villa nella zona residenziale di Motta Visconti, all'angolo tra via di Vittorio e via Ungaretti, su un solo piano con un grande giardino davanti che è di proprietà della famiglia di lei che gestisce un negozio di frutta e verdura. Cristina era conosciuta da tutti perché originaria del paese, lavorava come impiegata alle assicurazioni SAI e prima del secondo figlio faceva la volontaria in Croce Rossa. Il marito, consulente informatico, lavora a Milano. Nella casa, scrive ancora l'agenzia ANSA, la scena apparsa ai soccorritori intorno alle 2 della scorsa notte è stata raccapricciante, sangue ovunque e i corpi della bambina nella sua cameretta e del piccolo nel letto matrimoniale, della donna in soggiorno, corpi martoriati, la cassaforte aperta, i contanti in essa contenuti, una cifra di non particolare entità, spariti, ma senza segni di effrazioni sulla cassaforte o sulla porta, forse una messa in scena. Questo per quanto riguarda l'agenzia ANSA sul triplice omicidio atroce di Motta Visconti. Stamani nella villa di via Ungaretti è previsto un sopralluogo del RIS, il reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri di Parma, che sulla scena già cristallizzata dagli investigatori dovrà compiere una seconda serie di più approfondite analisi, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. Mentre vediamo le prime pagine dei giornali, nonostante questo fatto angosciante, angoscioso, terribile, e l'apertura del Corriere della Sera che è dedicata al punto di Enrico Marro sulle misure del governo, la strada in salita delle riforme, in 113 giorni, 14 decreti legge, chiesta la fiducia 12 volte, avanti su quote rosa e tetto agli stipendi, indietro sui tagli alla spesa. Dal bonus dei famosi 80 euro ai tagli alla burocrazia, la strada in salita delle riforme. Insediatosi il 22 febbraio, in 16 settimane, il governo Renzi ha riunito per 20 volte il Consiglio dei Ministri, approvati finora 14 decreti, 7 disegni di legge, chiesta 12 volte la fiducia. Sul disegno di legge del Rio, che elimina le province, per sostituirle per la verità con altri enti, sul decreto Poletti che liberalizza i contratti a termine, sul bonus IRPEF di 80 euro, appunto, chiesta la fiducia in particolare, e altre 9 volte. Il governo è avanti su quote rosa e tetto agli stipendi, e indietro sulla riduzione della spesa, secondo il Corriere della Sera. A rallentarne l'azione il lavoro parlamentare che stenta a tenere il ritmo delle decisioni. Poi c'è in primo piano sul Corriere, sempre per la politica interna, la svolta dei 5 Stelle, Grillo apre a Renzi, a partire dalla legge elettorale, la replica del PD, dialogo sì, ma in streaming. E poi ancora dal primo piano del Corriere della Sera, il pezzo di Lorenzo Cremonesi sulla strategia del terrore in Iraq per piegare l'Iraq sciita, i prigionieri sdraiati a pancia in giù, mani legate dietro la schiena, poi gli spari e l'esecuzione di massa, con i carnefici che urlano
Allah è il più grande e giurano di liberare tutto l'Iraq dai cani sciiti. È l'ultimo delle centinaia di video diffusi negli ultimi giorni dalla guerriglia sunnita e specialmente dall'ISIS, deciso a scalzare il governo del premier sciita Nuri al-Maliki, che ha ordinato il blocco di internet. Intanto i combattimenti nel nord del paese proseguono. Il Corriere dedica 2 pagine alla presa di potere degli estremisti islamici sunniti in Iraq. E sempre dal primo piano del Corriere: madre e 2 figli uccisi in casa, giallo e sospetti, strage nel milanese, interrogato il marito, che abbiamo visto stamani è stato fermato con l'accusa di triplice omicidio. Carlo Lissi, il marito della donna trovata sgozzata con i suoi 2 bimbi nella villa di famiglia a Motta Visconti. Dalla prima pagina poi del Corriere della Sera c'è anche la visita del Papa alla comunità di Sant'Egidio. Tra i poveri per non dimenticarli, titola il Corriere, no alla cultura dello scarto, sì alla solidarietà, perché è dagli anziani e dai poveri, ha detto il Papa, che si comincia a cambiare la società. È il senso del discorso pronunciato dal Papa nella visita ieri alla comunità di Sant'Egidio a Roma. Il pontefice ha parlato anche dell'Europa stanca perché ha rinnegato le sue radici, ma dobbiamo aiutarla a ritrovarle. L'articolo di fondo, a firma di Michele Ainis, dedicato alle troppe norme che aiutano i furbi, occorrono scelte forti nella giungla legislativa. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Diamo un'occhiata rapida anche alla cronaca milanese e lombarda, partendo proprio dal Corriere. In primo piano c'è la questione dell'edilizia popolare. ALER, le case pubbliche, al vertice dell'azienda pubblica Gian Valerio Lombardi, 68 anni, ex prefetto, attuale presidente ALER. Un inquilino su 3 non paga, affitti arretrati per oltre 60 milioni, le prime anticipazioni sul bilancio dell'istituto. Al via tagli e dismissioni, nonostante il piano di risanamento, nell'ultimo anno sono aumentati i morosi, chi non paga, 1 su 3. Gli appartamenti sfitti, circa 5.000 case vuote, non possono essere assegnate, mancano soldi per la ristrutturazione. ALER conta, tra Milano e provincia, su 70.000 case il patrimonio immobiliare, sulle quali paga IMU, IRES e IRAP e le imposte di registro per ogni contratto d'affitto, per un totale di 34 milioni. Nel 2012 ALER Milano aveva accumulato 52,7 milioni di morosità sui canoni d'affitto e i servizi, riscaldamenti, pulizia. Nel 2013 è andata peggio, la morosità si aggira tra 60 e 62 milioni. I crediti non riscossi contano un buco di circa 37 milioni per gli affitti. A questo buco si aggiungono 24 milioni per i servizi. Chi non paga il canone non paga neanche i servizi. Sempre dal primo piano della cronaca milanese del Corriere, verso l'Expo 2015, lavori e legalità, il prefetto convoca i vertici dell'Expo. Oggi l'incontro tra il prefetto Tronca e il commissario Sala, in attesa dell'arrivo del supercommissario alla legalità Cantone. Presentato il report sui progetti, bene la piastra, già a metà dell'opera, si accelera su architetture di servizio e passerelle, scrive il Corriere della Sera. Per i padiglioni dei vari paesi già iniziati gli scavi e i cantieri, nessuna preoccupazione sui tempi delle consegne. Mentre il giornale in cronaca milanese punta la sua attenzione su un'altra questione: ricicleria dell'AMSA tenuta in ostaggio da bande di rom a caccia di rifiuti. I cittadini che devono liberarsi di computer, televisori e altri oggetti lanciano l'allarme, ci minacciano, aprono le nostre auto. Per l'azienda è un problema noto, presto tireranno su una cancellata, la ricicleria presa in ostaggio con i suoi dipendenti dai propri vicini di casa, cioè i nomadi dell'accampamento a margine della ferrovia. Siamo in Piazzale delle Milizie, alla ricicleria dell'AMSA, vicino a Piazza Napoli. La situazione è ingestibile. I nomadi di giorno fermano chiunque sia in fila in auto per accaparrarsi rifiuti preziosi come schede del computer, vecchi cellulari, personal computer, elettrodomestici, qualsiasi cosa abbia dentro rame o altri metalli o possa essere riutilizzato. Ma se un tempo chiedevano ai cittadini in coda se volevano dare loro qualcosa, ora sono passati alle molestie e al fai da te. Aprono da soli bauli e sportelli delle vetture per prendersi il bottino, terrorizzando le persone a bordo. Non solo, scrive il giornale, c'è anche chi alla luce del sole entra dall'ingresso principale o scavalcando la recinzione per servirsi direttamente dai grandi contenitori dei materiali come al supermercato.
dopo aver smontato i vari dispositivi abbandonando per terra nel piazzale ciò che non serve davanti agli sguardi sgomenti dei dipendenti che hanno paura. Ma c'è anche un altro titolo, sempre dalla cronaca milanese del Giornale. Siamo in piazza Affari, Palazzo Mezzanotte, la Borsa di Milano, con la prua dell'imponente scafo di Fincantieri, leader mondiale nella costruzione di navi da crociera e una delle AIPO, cioè delle offerte pubbliche iniziali, più attese. Fincantieri sbarca in borsa con un colpo di scena che solo a Milano si può vedere. La prua della nave in piazza Mezzanotte, a Palazzo Mezzanotte in piazza Affari. Dopo l'emersione del sommergibile delle Generali il 1° ottobre scorso, ora anche Fincantieri regala a Milano il teatro di un'installazione che ha richiamato la curiosità di molti cittadini. Sarà capace Expo 2015 di darci tutto questo? Così scrive il giornale. A proposito di Expo, le azioni da intraprendere contro le aziende che possono essere interessate al decreto saranno al centro dell'incontro di oggi tra il commissario dell'Expo Sala e il prefetto Tronca dopo le nuove norme anticorruzione approvate dal governo Renzi. Nei prossimi giorni il colloquio col presidente dell'Authority anticorruzione, il magistrato Cantone, sotto la lente di ingrandimento l'appalto da 67 milioni di euro per le architetture dei servizi, ristoranti, bar, spazi commerciali, finito a Enrico Maltauro, la cui impresa è intenzionata a proseguire i lavori, ma nei cui confronti, dopo il decreto del governo, è ora possibile un commissariamento sotto il controllo dell'Authority. C'è anche spazio per i movimentisti di Forza Italia che vanno in piazza contro le tasse. Alla loro testa Silvia Sardone, membro della segreteria regionale di Forza Italia Lombardia. E lasciamo la cronaca milanese con la strage di Motta Visconti e una intervista al sindaco di Motta Visconti, Primo De Giuli, appena eletto. Per il neoeletto sindaco esiste da anni il problema sicurezza, viviamo in una cittadina pericolosa. Certo che conoscevo la vittima, Maria Cristina Omes, la mamma, era stata volontaria in Croce Rossa, quanto è accaduto lascia senza parole, ma non è un paese sicuro, furti e rapine sono all'ordine del giorno, dice il neo sindaco, eletto 2 settimane fa, Primo De Giuli, a Motta Visconti, con la lista civica Liberamente Motta. La questione sicurezza, sottolinea il sindaco, anche se quanto accaduto ieri ha i contorni del dramma familiare, scrive il giorno, infatti purtroppo, o meglio, almeno si sa cosa è successo, si tenta di capirlo, però in ogni caso il fatto è che è stato fermato il marito della donna e padre dei 2 bambini uccisi. E infine, sempre dal giorno, un articolo sul falso Made in Italy, la miniera d'oro del crimine, olio d'oliva, vino e carni, il tour anti-contraffazione fa tappa a Como. L'assessore regionale leghista all'agricoltura Gianni Fava: non possiamo permettere l'impoverimento del settore agroalimentare. L'attenzione di Lombardia Expo Tour si concentra sul tema della sicurezza alimentare e della lotta alla contraffazione che dilaga nel settore. Ieri il presidente della Lombardia Maroni è intervenuto nel corso del convegno organizzato con Coldiretti dal titolo Falsi e frodi, le nuove frontiere del cibo, così il crimine scommette sul Made in Italy, che si è tenuto al Teatro Sociale di Como, quinta tappa del percorso lombardo programmato per Expo 2015. Come Regione Lombardia, ha detto Maroni, abbiamo voluto porre l'accento sul tema della sicurezza alimentare, collegando Expo alla lotta alla contraffazione alimentare. Questa è una battaglia che portiamo in giro per l'Europa e per il mondo con il World Expo Tour, per sollecitare l'adesione dei paesi del mondo al nostro protocollo. Sappiamo che ci sono paesi più sensibili, altri che hanno meno interesse a introdurre politiche di controllo rigorose, ma voglio che almeno l'Europa, ha detto Maroni, condivida questo nostro protocollo scritto insieme a Coldiretti. L'assessore all'agricoltura della Regione Lombardia, Gianni Fava, ha sottolineato l'aspetto strettamente produttivo lombardo. La Lombardia è una regione che in un anno, dati alla mano, pur rappresentando il 40% della produzione di carni suine a livello nazionale, è passata da 750.000 a 500.000 scrofe. Un esempio scelto non a caso, in quanto questo settore rappresenta uno dei momenti più significativi del settore agricolo. Fa piacere, ha detto Fava, che si affronti il tema della filiera suina e questo torni d'attualità a Como, non nelle terre di vocazione come il mantovano e il cremonese. Il trend negativo in atto per il settore suinicolo dimostra che rischiamo di impoverire una delle filiere che ha impreziosito il nostro agroalimentare. Tra i prodotti più contraffatti, quelli con marchio DOP, denominazione di origine protetta, come olio, vino
e derivati dal latte. Fava ha affermato infine che il consumatore purtroppo compra spesso un prodotto senza sapere da dove viene. Basterebbe inserire sull'etichetta da quali parti proviene. Se questo è realizzato con materie prime importate dall'estero, ma lavorato in Italia, si fregi pure della dicitura Made in Italy. Ma dica chiaramente se è realizzato con materie prime italiane o no. Il primo rapporto contraffazione alimentare risale al 2008, quando lo stesso Fava era presidente della Commissione Attività Produttive della Camera. È un tema su cui siamo impegnati in vista di Expo, ha concluso l'assessore all'agricoltura. Citiamo anche Repubblica per la cronaca milanese con l'intervista al ministro dell'agricoltura, appunto Martina. Maroni, basta polemiche, ora l'Expo acceleri sui contenuti, basta con gli attacchi, Maroni pensi a lavorare per l'Expo, dice il ministro delle politiche agricole Martina, soddisfatto per il decreto sui controlli. Molte opere chieste dalla regione sono irrealizzabili, dice Martina. Abbiamo alzato il livello preventivo dei riscontri sugli appalti. Dobbiamo lavorare sul fronte dei contenuti, l'aspettativa è molto alta. E infine, sempre da Repubblica, un maxi vertice sui licenziamenti della SEA al Comune di Milano. Oggi, dopo il no dei lavoratori all'accordo, per il Presidente del Consiglio Comunale Rizzo la trattativa è da riaprire. Per l'europarlamentare Tajani vedremo cosa fare. Sul tavolo anche le critiche di D'Alfonso, assessore della Giunta Pisapia al Consiglio Comunale, l'aumento delle tariffe e la maratona sul bilancio del Comune di Milano. La maggioranza dei dipendenti della SEA Handling, società che si occupa dei bagagli agli aeroporti controllati dalla SEA, la società comunale di Linate Malpensa, ha bocciato l'accordo tra SEA e sindacati sul passaggio alla nuova società Airport Handling. E lasciamo la cronaca milanese per andare alla prima pagina della Stampa. Anche qui in primo piano Grillo Renzi per quanto riguarda la politica, dialogo e sospetti. Il leader 5 Stelle propone, parliamo di legge elettorale, la risposta del PD, niente giochetti. La svolta del Movimento 5 Stelle che ha detto che il premier Renzi è legittimato dal voto delle europee. La vice segretaria presidente del Friuli per il PD Serracchiani dice siamo aperti a tutti, però si parte dalle nostre proposte. Per quanto riguarda poi la cronaca, c'è naturalmente in prima pagina sulla Stampa anche la strage di Motta Visconti, uccisa con i 2 figli, e a pagina 13 il racconto di Paolo Colonnello. L'unica pista seguita dagli investigatori porta a un unico nome, quello di Carlo Lissi, marito di Maria Cristina Omes, padre di Giulia e Gabriele, 5 anni e mezzo e 20 mesi, trovati massacrati a colpi di coltello. Infatti è andata così anche stamani. La Stampa aggiunge che i vicini di casa avrebbero dato dei particolari ai carabinieri, dei quali il marito, stamattina posto in stato di fermo con l'accusa di triplice omicidio, non aveva dato conto. I particolari sono questi: di aver sentito delle grida di una discussione provenire dalla villetta verso l'ora di cena e poi delle grida attorno alle 23, cioè prima che il marito uscisse di casa per andare a vedere la partita. Ma si sa come vanno le cose in questi casi, scrive Colonnello sulla Stampa di Torino, la percezione dei tempi di solito è alterata, bisognerà aspettare le analisi dei RIS e del medico legale. Non è stato così evidentemente, perché gli inquirenti hanno ritenuto di fermare Carlo Lissi, il marito e padre della famiglia sterminata, stamattina con l'accusa di triplice omicidio, senza aspettare il lavoro che pure inizia stamani dei RIS dei carabinieri. Il dettaglio delle grida e la loro collocazione temporale non sono secondari. L'uomo avrebbe raggiunto gli amici mezz'ora prima della partita, cioè alle 23:30. Inevitabilmente le attenzioni degli inquirenti si sono concentrate su di lui e sulla sua vita di coppia con Maria Cristina, che, secondo conoscenti e vicini, ultimamente era andata in crisi forse per una relazione clandestina della donna, scrive la Stampa, ma sono malelingue, come dice un'altra vicina di casa. L'ultima foto di Carlo Lissi, 31 anni, postata su Facebook, è quella di un piaccione, barba rada, camicia bianca, mento appoggiato su una mano, sguardo intenso. Poche foto, sempre e solo di suoi ritratti, scrive la Stampa. Prima pagina sulla Stampa c'è anche un reportage, Salvini alla conquista del Sud, dove non è più solo un nemico, incursione del segretario della Lega in Sicilia, vengo da voi per difendervi da Bruxelles. Il reportage di Alberto Mattioli e lo leggiamo tra pochissimo. Mentre Michele Brambilla si occupa dell'Expo,
in prima pagina sulla Stampa, gli chef e il bello dell'Expo. Se si facesse un sondaggio fra gli italiani chiedendo cosa viene loro in mente appena sentono la parola Expo, quasi certamente la risposta più frequente sarebbe tangenti, poi ritardi nei lavori e poi opere inutili. Di simili risposte i primi responsabili saremmo noi giornalisti, che dell'Expo raccontiamo solo gli aspetti negativi. Più in generale, responsabile sarebbe un'antica vocazione italiana all'autodifamazione. Che l'Expo possa essere straordinaria occasione per creare lavoro e far conoscere nel mondo le nostre eccellenze non viene in testa quasi a nessuno. Prova ne sia che dell'Expo si continua a parlare come evento milanese, senza pensare a quanta parte del paese si potrebbe coinvolgere. Qualcuno reagisce. Sabato e domenica prossimi, 21-22 giugno, davanti al Grand Hotel di Rimini verrà inaugurato un grande spazio nel quale 24 grandi chef, 12 emiliani, 12 stranieri, cucineranno i prodotti di quel pezzo d'Italia che è la Via Emilia, 329 chilometri che collegano Rimini alla Milano dell'Expo. L'iniziativa è del sindaco di Rimini, Andrea Agnassi, del grande chef modenese Massimo Bottura e del patron di Italy, Oscar Farinetti. Saranno loro tre, sabato 21, a presentare la Kermesse, che si svolgerà in un grande tendone da circo dedicato al capolavoro di Fellini, 8 e mezzo. Manifestazione aperta al pubblico che potrà assaggiare i piatti dei grandi cuochi e alle bancarelle sul lungomare acquistare i prodotti DOP dell'Emilia Romagna, 39, in attesa che diventino 40 con la piadina. Mentre sempre dalla prima pagina della Stampa c'è Israele che accusa Hamas per 3 ragazzi rapiti e il filo della pace è già spezzato, commenta Maurizio Molinari da Gerusalemme. Il premier israeliano Netanyahu punta l'indice contro Hamas per il sequestro dei 3 ragazzi israeliani, dando luce verde a una vasta operazione militare, racconta Molinari. L'obiettivo è fare terra bruciata attorno ai rapitori nel tentativo di spingerli a liberarsi degli ostaggi. I responsabili di questo atto terroristico appartengono a Hamas, ha detto il premier israeliano. La stessa Hamas con cui Abu Mazen ha creato un governo di unità nazionale. Vi saranno serie ripercussioni. Quelle più immediate sono militari. Israele ha chiuso l'area di Hebron, da dove si presume che i rapitori siano partiti, arrestandovi 80 membri di Hamas e della Jihad islamica, e al contempo ha chiuso i varchi con Gaza e impedito ai residenti arabi di Hebron di attraversare i confini con la Giordania. Sono misure che svelano la convinzione dell'intelligence militare che la cellula dei rapitori possa essere ancora nella regione di Hebron, dove lo schieramento di forze israeliane è in aumento, sostenuto dal richiamo di alcune centinaia di riservisti, come dall'impiego di palloni aerostatici e droni per il monitoraggio di ogni tipo di comunicazioni. Ieri sera, riferiscono fonti palestinesi, una casa a Hebron è stata attaccata con missili anticarro. Fra gli arrestati a Hebron, molti leader politici di Hamas, sospettati di essere a conoscenza della cellula che ha messo a segno il blitz, il rapimento dei 3 ragazzi israeliani. I terroristi palestinesi non saranno mai sicuri, non avranno un luogo dove nascondersi, promette il portavoce dell'esercito Peter Lerner. Ad avvalorare la tesi che il rapimento di Eyal Yifra, 19 anni, Gilad Shaer e Naftali Frankel, entrambi 16enni, abbia la matrice di Hamas, è il segretario di Stato americano John Kerry, riferendosi ad alcuni elementi raccolti e ricordando che l'organizzazione fondamentalista Hamas è un gruppo terrorista che in passato ha usato l'arma dei sequestri. Uno dei rapiti ha anche cittadinanza americana. Ciò aumenta l'attenzione del Congresso degli Stati Uniti per la vicenda. Il sostegno di Washington nell'indicare in Hamas i possibili responsabili rafforza la posizione del premier israeliano Netanyahu, che ha autorizzato una dozzina di attacchi mirati a Gaza contro obiettivi terroristi e potrebbe intensificare le operazioni. Così Molinari in prima pagina sulla Stampa. Ma c'è anche il reportage, dicevamo, e lo vediamo subito, di Alberto Mattioli, inviato a Maletto, Catania. Matteo Salvini ieri a Maletto, dove la Lega ha preso il 32% dei voti. Garibaldi al contrario, scrive l'inviato della Stampa, da quando ha deciso che la Lega non può restare confinata al nord,
Il giovin segretario Matteo Salvini moltiplica le calate al sud con esiti alterni, ma dice a Napoli, dove mi hanno contestato, tornerò entro l'autunno. Ieri è toccato a Maletto, in Sicilia, 4.000 abitanti sulle pendici dell'Etna, accanto a Bronte, dove i garibaldini, quelli veri, non hanno lasciato dei bei ricordi. La scelta parrebbe eccentrica, ma la spiegazione c'è. Qui, alle europee, la Lega è risultata il primo partito, 32%. Insomma, un elettore su 3 del profondo sud, perlomeno a Maletto, provincia di Catania, che vota per il partito del profondo nord. Il merito è dell'ancor più giovin candidato Antonio Mazzeo, 25 anni, ma anche del fatto che il Carroccio non partiva da zero. Il suo gruppo parlamentare, al gruppo parlamentare anzi del Carroccio, ha aderito Angelo Attaguile, deputato siciliano di lungo corso, ex Movimento per le Autonomie del governatore Lombardo, che non sembrerebbe proprio il nuovo che avanza. Degnissima persona, giura però Salvini, che delinea la strategia per scendere sotto Roma senza inquietare i leghisti che stanno sopra. Io non vado dai falsi invalidi o dai 30.000 forestali calabresi. Vado dai pescatori pugliesi o calabresi strangolati dai regolamenti dementi di Bruxelles, dice Salvini. E qui sembra di sentire l'amica e alleata Madame Le Pen. Il senatore Raffaele Volpi, eletto in Franciacorta e incaricato di gestire la questione meridionale, conferma: è il sud la nuova frontiera. Negli ultimi mesi ci sono arrivate, dice Volpi, almeno 150 richieste di incontro. Nel frattempo, escursione a Maletto per ringraziare gli elettori e partecipare alla Sagra della Fragola, principale avvenimento del ridente paesino. Ora, alla vigilia, si sarebbe anche potuto pensare che qualche siciliano le fragole a Salvini avrebbe avuto voglia di tirargliele in faccia. Invece le contestazioni sono state solo 2 e limitate. A sinistra si è sentito un buffone, non c'entri un cazzo, e a destra un vai a casa. Tutto qui. Per il resto un bagno di folla. Sarà la tradizionale ospitalità siciliana, diceva Tomasi di Lampedusa, scrive Mattioli, che gli educati più puntigliosi d'Italia sono i piemontesi e i siciliani, e come al solito aveva ragione. Sarà l'altrettanto tradizionale rispetto meridionale per il potere qualunque sia, ma il Salvini formato esportazione è stato acclamato. A Maletto è andata benissimo. Il Nazional Popolare del resto si addice alla Lega, prosegue Alberto Mattioli, inviato a Maletto per La Stampa, quel di Catania. Qui nel profondo sud esiste per fortuna ancora lo strapaese di Longanesi, con gli stand enogastronomici, la banda, i notabili incravattati, i carabinieri in alta uniforme, i bambini che urlano, lo struscio sul corso. Minchia, Salvini è... E giù un'orgia di selfie, di fotografie. Lui ovviamente gigioneggia, azzanna le fragole, in effetti squisitissime, regala la farina per la polenta, si fa fotografare con pupi, nonne e zie, stringe mani, bacia il sindaco Piddino dall'impegnativo nome di Salvatore Barbagiovanni. Assaggia il cocktail Salvini nel chiosco quasi coperto da un tricolore, paragona l'altitudine di Maletto al paese dove fa le vacanze della Val Camonica. Guarda caso sono identiche. Tuona contro l'immigrazione selvaggia e la disoccupazione, che in Sicilia è come contestare la corda in casa dell'impiccato, scrive Mattioli. Pazienza per i braccialetti con le scritte Milano Capitale o Padania verrà il giorno, che qui sembrano un tantinello fuori target. Insomma, è subito Pontida. L'incontro Matteo-Mazzeo avviene nella sala consigliare, sotto foto in bianco e nero di vecchi sindaci democristiani, con cognomi tipo Calì o Zappalà. In mezzo alla strada, l'agnizione con l'unico padano trapiantato qui, un veneto ancora riconoscibile dall'accento. Morale, scrive l'inviato della Stampa, Salvini è un gran simpatico e quanto a piaccioneria, con l'eclissi del Berlusca, l'unico che oggi regge il confronto è quello che lui definisce il Matteo sbagliato, l'inquilino di Palazzo Chigi. Per i discorsi politici seri c'era stato tempo in aereo, dato che il volo Linate-Catania è stato in un primo tempo dirottato su Palermo causa temporalone o addirittura un risveglio dell'Etna con uscita di fumi. Si è poi scoperto che invece era colpa di imprecisate esercitazioni militari a Sigonella. La notizia del giorno era ovviamente l'insolita disponibilità di Grillo e Casaleggio a discutere di legge elettorale, invece di dire di no a prescindere come al solito. Che ne dice Salvini?
che la legge elettorale, dice Matteo Salvini, è la nostra ultima preoccupazione. Comunque siamo dispostissimi a discutere e con tutti sul modo di aumentare la partecipazione e la democrazia, cioè il contrario di quel che ha fatto l'Italia con una proposta di legge elettorale Renzi-Berlusconi. Ma mi sembrano solfe da vecchia politica, dice ancora Matteo Salvini. Con Renzi preferirei discutere di ciccia, di poteri delle regioni, di agricoltura, di immigrazione, insomma di cose concrete. E sempre a proposito di questioni serie, quanto a Italia e Inghilterra, ammette Salvini di non aver tifato, anzi di non aver neanche visto la partita. Mi sono addormentato e poi per me il calcio vuol dire Milan. Meglio le fragole, va, conclude Alberto Mattioli, inviato a Maletto, dove Salvini è andato alla Lega, 32% dei voti alle europee in provincia di Catania, o meglio a Maletto in provincia di Catania. Ma adesso andiamo a dare un'occhiata anche al primo piano di Repubblica, dedicato tutto al Movimento 5 Stelle che apre al PD, la svolta di Casaleggio dopo il flop elettorale, parlamentari in rivolta e l'apertura al PD matura nella riunione con i capigruppo del 5 giugno e viene testata in un incontro col ministro di Giustizia Orlando. Il 5 giugno scorso la scena si svolge nei saloni della Casaleggio Associati a Milano. Il guru ha di fronte i capigruppo del Movimento 5 Stelle di Camera e Senato che sono preoccupati. La situazione, gli dicono, è esplosiva. I parlamentari sono in rivolta, cercano un capro espiatorio. Bisogna fare qualcosa. Il grillismo comincia lì a cambiare pelle, scrive Repubblica. Casaleggio sente Grillo. Al comico interessa mettere fine alla bulimia da talk show perché ci danneggia. Il resto della strategia è affidato all'approccio aziendale di Casaleggio. I tempi sono fulminei. I sondaggi del quartier generale vanno in una sola direzione. Occorre mostrarsi disponibili al confronto. Il terreno è quello della legge elettorale per allargarsi alle riforme. Non che la Casaleggio Associati consideri davvero possibile accordarsi con il PD, anzi, l'obiettivo, scrive Repubblica, è quello di complicare la navigazione del governo. Niente parolacce comunque, né blitz sui tetti o corride in aula. Questa diventa la linea. C'è da costruire il volto rassicurante del grillismo, perché facciamo politica, sintetizza il capogruppo Buccarella. Così Repubblica. Da Repubblica passiamo al secolo XIX di Genova, che, come peraltro fanno tutti i quotidiani di oggi, ci ricorda, e i calcoli li ha fatti la Confederazione Generale Industria e Artigianato di Mestre, che oggi è il giorno in cui pagheremo 54 miliardi di tasse tra Tasi, IMU, IRPE, FIRES, IVA, IRAP, famiglie e imprese pagano oggi 54 miliardi. Il quotidiano genovese, il secolo XIX, si sofferma sulla Tasi, una delle fondamentali voci della tassa su case, immobili, terreni, capannoni. I ritardi sono tollerati, la guida per i contribuenti. Come per l'IMU, oggi è la scadenza per regolare il conto della prima rata. Quali conseguenze se si sbaglia a compilare i moduli o se il versamento tarda di qualche giorno? Poche o addirittura nessuna, scrive il quotidiano genovese. Mentre il quotidiano nazionale apre anch'esso con il lunedì nero delle tasse, IRPEF, Tasi, IMU, Tari, IRES, IRAP, IVA, scadono i termini, salasso di 54 miliardi. L'opposizione attacca, altro che gli 80 euro. Per il ministro Padoan bisogna semplificare. Il commento di Davide Nitrosi in prima pagina sul quotidiano nazionale, pagare sfianca. L'unica cosa certa è che l'acconto Tasi è da pagare oggi, anzi no. Già sull'oggi comincia l'incertezza, perché oggi la Tasi dovranno pagarla solo gli italiani residenti nei comuni che hanno inviato la delibera con le nuove aliquote entro il 23 maggio. Per capire se siete tra i fortunati dovete verificare. Come? Una telefonata al comune? Un click sul sito internet municipale? Sarebbe troppo facile, bisogna cercare online nel sito del Dipartimento delle Finanze che pubblica l'elenco aggiornato dei comuni in regola con i tempi. Il vostro comune potrebbe non aver inviato nei termini corretti la documentazione. Basta questo passaggio per capire che ancora una volta, scrive Nitrosi in prima pagina sul Quotidiano Nazionale, Il Giorno, La Nazione, il Resto del Carlino, ancora una volta lo Stato ci complica scientificamente la vita. Sarebbe una farsa se non fosse insopportabile, perché anche stavolta il contribuente rischia se è onesto. Deve pagare.
E vabbè, verrebbe da dire, che questo ormai è il meno, ma in molte città deve pure arrangiarsi da solo a capire come, dove e quanto. Se sbaglia, niente sanzioni, garantisce lo Stato. D'altronde è assodato che di fronte al calcolo della Tasi sbagliarsi è un attimo, visto che il percorso suggerito stronca anche un ragioniere. Riassumendo, il cittadino pagante legga la delibera del comune. A questo punto scopra se ci sono detrazioni, prenda la rendita catastale, la rivaluti del 5%, moltiplichi il tutto per i moltiplicatori dell'IMU. Su via, qualcuno abbia il coraggio di dire che così è o demenziale e nemmeno rispettoso dei cittadini, soprattutto di quelli deboli e meno preparati, o forse è un calcolo voluto. Così si procrastina il terrore fiscale sulla parte sana della nazione, che alla fine è costretta a pagare il CAF o il commercialista per sapere quanto deve pagare. Senza contare che in un mondo che non ci risparmia alcun carico all'ansia quotidiana, lo Stato aggiunge complicanze e stress. È un atteggiamento che allarga la frattura fra cittadino e amministrazione, anche dal punto di vista ideale, e soprattutto allarga il potere della burocrazia contro ogni logica di semplificazione, anche perché a rendere più strambo e complesso questo passaggio c'è il fatto che date e regole sono diverse per ogni comune, a partire dal fatto che in almeno 6.000 comuni la scadenza slitta a ottobre. Mentre gli italiani cercano di trovare una via d'uscita da questa nebbia fiscale, conclude Davide Nitrosi sul Quotidiano Nazionale, il governo promette un PIN, cioè un numero personale, per comunicare con la pubblica amministrazione. Benissimo, ma che se ne fanno del PIN le migliaia di pensionati con la minima che non si possono permettere un computer? E poi bastasse un PIN, magari ci vorrebbe anche una pubblica amministrazione con cui dialogare in modo semplice. Lo Stato non è un sito web costruito per un cittadino bancomat. Più che un PIN per sempre, avremmo preferito regole chiare, tasse precise, norme stabili per renderci meno difficile la vita. Così, sul Giorno, il Quotidiano Nazionale. Il giornale apre con Grillo che si arrende e tratta, la giravolta 5 Stelle, il comico archivia l'antipolitica, chiesto un incontro a Renzi per discutere, le riforme. Ma Berlusconi resta scettico, quello di Beppe è solo un bluff. E poi c'è una notizia riportata anche nelle pagine interne di qualche altro quotidiano, ma messa in prima pagina dal giornale. Speculano sull'euro ecologisti di Greenpeace in rovina, Greenpeace travolta dallo scandalo. Di che si tratta? Di Greenpeace, appunto, che si presenta come associazione per la difesa dell'ambiente, è in verità una multinazionale che cerca potere politico e denaro. Queste parole pronunciate 20 anni fa da un avversario del movimento ecologista sembrano trovare conferma, perché Greenpeace International ha bruciato 3.800.000 euro in una spericolata operazione finanziaria. Ha scommesso cioè sulla crisi dell'euro, sul ribasso dell'euro, e ha perso 3,8 milioni, tutti i soldi dei donatori. La rivelazione di Der Spiegel e le scuse imbarazzate di Greenpeace. C'è poi il commento in prima pagina sul giornale del direttore Sallusti sul quadro politico e su Beppe Grillo. Per digerire la sconfitta contro Renzi, il Malox preso da Grillo non è bastato. Ora si passa al Guttalax, noto lassativo. Sono disposto a incontrare Renzi per parlare di riforme, ha detto ieri a sorpresa il comico genovese, implorando un incontro col premier Pigliatutto. Sono passati 4 mesi dal loro primo e ultimo faccia a faccia in streaming. Sembra trascorso un secolo. Grillo era seduto di fronte al candidato premier Renzi sputando i suoi veleni. Non hai la mia stima, sei un ragazzo giovane ma vecchio dentro, sei una persona non credibile, provo indignazione per quello che tu rappresenti, le banche, De Benedetti, sei una macchietta in TV, nessuna fiducia in te, con te non sono democratico e altre amenità. Il tutto in 9 minuti di insulti, era il 19 febbraio scorso. Adesso invece si tratta. L'ennesima retromarcia, scrive Sallusti, è il primo vero cambio di strategia dei 5 Stelle, non più indisponibili a collaborare coi partiti che solo un anno fa volevano far sloggiare a forza dai palazzi. Un tentativo di normalizzazione simile a quello compiuto nei primi anni 90 dalla Lega di Bossi, scrive Sallusti, che dopo aver promesso sfracelli si accomodò al banchetto di Roma Ladrona.
In un momento in cui tutti stanno parlando con tutti per cercare di riscrivere le regole del gioco, Grillo non se l'è sentita di rimanere fuori. I suoi voti in Parlamento possono far gola, ma l'uomo resta inaffidabile. In Europa si allea con gli ultranazionalisti di Farage. In Italia strizza l'occhio ai no-TAV e ai gruppuscoli di sinistra radicale. Un giorno promette di processare i giornalisti in piazza, un altro va nel salotto di Bruno Vespa. L'inattesa disponibilità di Grillo, conclude Alessandro Sallusti, significa che evidentemente per le riforme e i nuovi assetti politici ormai ci siamo. Lo si deduce anche dal clamoroso ammutinamento dei senatori duri e puri del PD, dal tentativo di avvicinamento di Alfano a Forza Italia, dall'annuncio della discesa in campo di Corrado Passera con un nuovo soggetto politico. Grandi manovre in corso e per dirla alla Briatore, chi nei prossimi giorni sbaglierà la mossa sarà fuori. E ancora due commenti dalla prima pagina del giornale, quello di Vittorio Feltri sulla questione morale. Matteo ora usa la ramazza, il premier vuol fare pulizia, indaghi sui rapporti fra Partito Democratico e cooperative. È ufficiale, scrive Feltri, la categoria dei ladri è trasversale e la superiorità morale della sinistra non esiste. Le ammissioni dell'ex sindaco di Venezia Orsoni lo dimostrano, la corruzione è un sistema e se Renzi vuol far pulizia indaghi sui rapporti fra PD e cooperative rosse. Poi c'è la rubrica Zuppa di Porro di Nicola Porro, il vice direttore del giornale, in borsa 18 miliardi freschi, Fincantieri presto sbarcherà, è il caso di dirlo, in borsa, sarà quotata e in generale tra nuove quotazioni e aumenti di capitale quest'anno c'è in gioco 1,5% del PIL. L'Italia mette in borsa 18 miliardi di euro e gli stranieri comprano a piene mani. Al via le offerte Fineco e Fincantieri, le banche trovano 12 miliardi, Piazza Affari torna a splendere e rende almeno 4 volte i BOT, i buoni ordinari del Tesoro. Così Nicola Porro. Lasciamo il giornale per andare alla prima pagina dell'Unità che annuncia una novità proveniente dal governo. Le unioni gay, ecco la legge, pronto il testo che il governo varerà a settembre. Stessi diritti del matrimonio tranne l'adozione. Il modello è quello in uso in Gran Bretagna e Germania, patti per le coppie etero non sposate, un registro sulle unioni civili omosessuali che garantisca gli stessi diritti del matrimonio tranne che sulle adozioni. Il governo varerà la legge a settembre. Secondo il sottosegretario Scalfarotto è la strada più rapida contro le discriminazioni. Coppie gay, stessi diritti del matrimonio, ma no alle adozioni. Il modello è il civil partnership tedesco, adottabile il figlio del partner, per gli etero non sposati, previsti invece i patti di convivenza. Dice appunto il sottosegretario alle riforme Ivan Scalfarotto che è la strada più rapida contro le discriminazioni. Un altro segno del cambiamento, secondo Massimo Adinolfi, autore del commento in prima pagina sulla legge sulle unioni civili a settembre. Sull'ambiguità dei 5 Stelle invece si sofferma Michele Prospero nell'altro commento di prima pagina. E poi c'è la questione che tiene banco in questi giorni della sorte del quotidiano stesso, l'Unità, fondato da Antonio Gramsci 90 anni esatti fa, nel 1924. La nostra forza è il titolo del comunicato che oggi è in prima pagina sull'Unità, a firma dei giornalisti del comitato di redazione. Siamo solo noi giornalisti e poligrafici, che in questi anni, nonostante un'azienda troppo spesso latitante o incapace, abbiamo fatto vivere l'Unità dopo il trauma della sua chiusura 14 anni fa. Siamo solo noi ad aver portato questo giornale a picchi di vendita che hanno superato e non per un giorno le 70.000 copie, noi ad avere celebrato i 90 anni della testata con inserti che hanno registrato uno straordinario successo di vendite. Ultimo lo speciale su Berlinguer. Siamo solo noi a garantire, nonostante stipendi non pagati e una oscura liquidazione della società editrice, l'uscita del giornale. Noi a difendere il più grande giornale della sinistra italiana, noi e i lettori che non ci hanno fatto mai mancare la loro solidarietà, il loro sostegno. Per questo l'Unità vive e può guardare al futuro con la orgogliosa e fondata consapevolezza di non essere un museo delle cere, scrive il comitato di redazione del quotidiano L'Unità.
Vediamo anche il Foglio del lunedì di Giuliano Ferrara. L'apertura è sull'Iraq, nuovo quartier generale del terrore. L'avanzata jihadista sta distruggendo il paese, il governo non può nulla, a meno che Obama e Rouhani, Iran, si alleino. È tutto ciò che è stato pubblicato, o meglio, parte di ciò che è stato pubblicato la scorsa settimana sui vari quotidiani a proposito dell'Iraq, un paese fatto a pezzi. Appunto, come scrive su Repubblica Marco Ansaldo, tutto ciò che è stato pubblicato sui quotidiani, sui vari giornali la scorsa settimana. Mentre il commento del direttore Giuliano Ferrara è dedicato al caso Mineo e al PD. Mineo è orripilante, scrive Giuliano Ferrara, ma il processo al suo hate speech è peggio. Il processo, insomma, alla posizione politica tenuta da Mineo. Qui bisogna che ci mettiamo d'accordo. Che cos'è hate speech? Sarebbe letteralmente il discorso dell'odio. Che cos'è il discorso d'odio passibile di sanzione legale? Gli insulti a Gad Lerner come ebreo di merda sono hate speech. Secondo me meritano molto più che una sanzione legale. Non so esprimere tutto il disprezzo per la loro intrinseca miseria morale. Ma la censura dell'antisemitismo, fatto storico ed etico con il quale dovranno fare i conti generazioni sopravvissute alla Shoah, è cosa diversa dai vezzi del politicamente corretto, perché quella povera e triste anima querula di Corradino Mineo, perché deve scusarsi, prostrarsi, umiliarsi di fronte all'altare del decente per obbligo, avendo addebitato comportamenti autistici, ha detto Mineo, a un Renzi che furbamente respinge l'etichetta appellandosi al rispetto per le famiglie dei ragazzi affetti da autismo. Questo è ingiusto, sebbene sia rallegrante in sé ogni possibile incidente linguistico che occorra a quegli squattrinati di senatori revolté del Partito Democratico in lotta contro il buonsenso riformatore. Insomma, Mineo è orripilante, ma il processo al suo discorso è peggio. Mineo ha detto di Renzi che è un bambino autistico e Renzi ha replicato dicendo che non ha pensato Mineo alle famiglie che hanno in casa davvero un autistico. Ma vediamo anche la prima pagina del Fatto Quotidiano del lunedì. Big Pharma, io cavia umana è il titolo d'apertura. Per pagarsi da vivere centinaia di persone si offrono per sperimentare nuove medicine. I colossi farmaceutici decidono la nostra esistenza. Terapie contro l'epatite C e i tumori costano troppo, molti rischiano di non curarsi e i rimedi per le malattie rare restano chiusi nel cassetto perché non convengono. Per l'argomento di apertura del Fatto del lunedì. Poi c'è l'articolo di Renzo Mazzaro, che era già stato autore di un libro, Mazzaro, sulla questione del Veneto, e ora scrive un articolo per il Fatto Quotidiano. Veneti ladroni, ora sono i siciliani che li sfottono giù al nord, da Terra Modello a Grande Malata, una regione spaesata. In ufficio trovo 3 clienti siciliani che mi sorridono. Ora come la mettiamo? Voi che ci accusate sempre, lo racconta Beppi Covere, leghista eretico e imprenditore. Ma lo scandalo del Veneto, scrive Mazzaro, è solo all'inizio. Molti chiedono indagini su appalti di ospedali e infrastrutture. E a proposito di questo, poi lo vediamo anche questo un pochino meglio sulla Stampa. C'è l'articolo di Gianluca Paolucci ed Eleonora Vallin da Venezia. Sul Mose c'è un nuovo filone sulla sanità veneta. Nei verbali spunta il nome del sindaco di Verona Tosi. Fari puntati sugli appalti per l'ospedale di Padova da 1.700 milioni di euro. Le opere sono state bloccate. Il primo cittadino di Verona dice soltanto spazzatura. Il dirigente regionale Ruscitti cerca contatti con i politici per far assegnare a una coop i lavori. Il sindaco leghista avrebbe dettato le sue condizioni su chi doveva eseguire le opere, scrive la Stampa, ma poi vediamo meglio, dicevamo l'articolo. Intanto però dal Fatto Quotidiano ci sono le 2 paginate, pagina 8 e pagina 9, quelli che dicevano ladroni agli altri, è il titolo del pezzo di Renzo Mazzaro. Il Veneto vota l'indipendenza, era una delle regioni più laboriose e civili d'Italia, puntava il dito contro Roma, ma oggi scopre di essere corrotto e di non avere alibi. Tanti sapevano, ma tacevano, imprenditori e politici. I PM hanno atteso molto, ma ora si indagherà sugli appalti per ospedali e infrastrutture, si domanda Renzo Mazzaro.
Poi la regione e le nuove tasse per pagare il referendum, niente meno, ma di referendum si occupa anche Dario Di Vico sul Corriere della Sera, in un altro articolo che poi vedremo subito. Tasse, imprese e indipendentismo, Lega e PD, scrive Di Vico sul Corriere, si contendono il Veneto. Dal referendum sponsorizzato da Zaia alla doppia visita di Renzi. Poi c'è il colloquio di Mazzaro stesso per il Fatto Quotidiano con il leghista eretico, così è definito, Bepi Covre, imprenditore e antibossi. Gli amici siciliani sfottono, voi ci accusate sempre, ora come la mettiamo? Noi, gente veneta, derubata dei soldi e dell'orgoglio. Dal Fatto però passiamo al primo piano del Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria, che parte con la giustizia online, partenza in salita. Per il Consiglio Superiore della Magistratura mancano i computer e le connessioni veloci. Mancano 2 settimane alla partenza del processo civile telematico. Il decreto legge varato venerdì scorso ha infatti confermato il debutto per le nuove cause iniziate di fronte ai tribunali ordinari dal prossimo 30 giugno. Ma il sistema della giustizia è in ritardo tecnologico. Ci sono 8 tribunali ancora senza servizi telematici attivi, tra cui Venezia, Lecce e Pistoia. Inoltre, un'indagine condotta dal Consiglio Superiore della Magistratura rivela che le dotazioni tecnologiche sono zoppicanti. Negli uffici ci sono molti computer inefficienti e la velocità della connessione è spesso insufficiente. Brutta partenza, insomma, problematica per il processo civile telematico di cui al decreto legge del governo di venerdì scorso. Intanto per i comuni le nuove assunzioni crescono del 50%, niente blocco per chi spende troppo, come al solito premi ai non virtuosi. Crescono del 50% gli spazi per le assunzioni negli enti locali e cade il blocco agli ingressi di nuovo personale in quei comuni che dedicano agli stipendi più di metà della spesa corrente totale. Sono questi i principali effetti sul personale degli enti locali delle regole scritte nel decreto approvato venerdì, che offre regole più flessibili anche alle società controllate dai comuni. Uniche vittime i segretari comunali che perdono in busta paga i diritti di rogito. La cosa è ben curiosa, le assunzioni crescono del 50% nei comuni che già hanno le spese fuori controllo. Più flessibili i vincoli sul personale anche delle società controllate. Cosa molto curiosa, per così dire, perché niente blocco per chi spende già troppo. Quindi a essere virtuosi è una conferma in più, non ci si guadagna. E a proposito di questioni comunali, si fa per dire, IMU e Tasi alla cassa, scade oggi il termine per il pagamento dell'acconto di IMU e Tasi. Se per l'imposta municipale i proprietari sono chiamati alla cassa in tutti i comuni, la nuova Tasi, tassa sui servizi, si paga solo dove il Consiglio Comunale ha deliberato aliquote e detrazioni entro il 23 maggio scorso. Inoltre, anche se la legge non lo permetterebbe, in alcune di queste città è stato previsto un calendario locale che concede più tempo ai contribuenti e potrà essere seguito senza rischiare sanzioni e interessi. Nei giorni scorsi il governo ha stabilito che gli errori e i ritardi nel pagamento della Tasi non saranno sanzionati. Sempre oggi poi scade il termine per regolarizzare senza penalità il saldo IMU 2013. E ancora, rimanendo al Sole 24 Ore, c'è da segnalare l'inserto il condominio, riparto delle spese complicato per i lavori sui balconi e riscossione. L'Assemblea può ritardare l'azione contro i morosi del condominio. Italia Oggi si occupa di una missione impossibile, POS è la parola chiave messa in rosso, perché da luglio tutti i professionisti, i lavoratori autonomi e le piccole e medie imprese dovranno accettare pagamenti con bancomat o carta di credito. Ma non sarà così e vi spieghiamo perché, scrive Marino Longoni in prima pagina. Dal 30 giugno professionisti, imprese e lavoratori autonomi dovranno consentire ai propri clienti di effettuare pagamenti col bancomat o altre carte di credito per importi sopra i 30 euro e comunque dovranno dotarsi di un POS, uno strumento per il pagamento telematico. Perché questa disposizione venga rispettata, bisognerebbe essere in grado di installare in pochi giorni oltre 7 milioni di POS, di point of sale. Ma il mercato italiano è in mano a 2 sole aziende multinazionali. Ingenico, con quote del mercato domestico all'80%, e Verifone,
Da qui al 30 giugno, anche volendo, si potrebbero installare forse 10.000 POS, non di più, l'1,3 per mille. Più che un obbligo, la scadenza del 30 giugno assomiglia quindi a un consiglio. Ma lasciamo Italia Oggi per dare un'occhiata prima della pubblicità anche al Corriere Economia. Fisco complicato, non perseguitate chi sbaglia poco, è l'articolo di Massimo Fracaro e Nicola Saldutti. Oltre 30 miliardi è il bottino che fisco e comuni si apprestano a incassare con dichiarazioni dei redditi e tasse locali. Oggi, lunedì 16 giugno, è il giorno più doloroso, scadenza per i versamenti del modello unico, dell'IMU e della neonata Tasi. Una giornata pesante dal punto di vista finanziario e psicologico, perché per colpa delle nuove tasse locali il rapporto tra contribuenti e fisco, locale o federale che sia, è diventato più complicato di un tempo. Federale è una parola veramente a sproposito. Ad ogni modo non bisogna angosciarsi, scrivono Fracaro e Saldutti, perché se si arriva in ritardo ci sono possibilità per mettersi in regola pagando un pegno ridotto. Per fortuna il governo è intervenuto con la promessa che non saranno applicate sanzioni a chi pagherà in ritardo la Tasi o commetterà errori in buona fede. È un atto dovuto, viste le incertezze e le incongruenze della prima sperimentazione della tassa sui servizi indivisibili, Tasi. Diciamolo, quel che doveva essere il primo test di federalismo municipale è fallito. Su oltre 8.000 comuni, solo 2.200 sono riusciti a rispettare i termini, a decidere aliquote e detrazioni. Una bocciatura di massa. Forse è meglio così, perché il tempo concesso ai contribuenti per capire, calcolare e versare la tassa sarebbe stato minimo. L'appuntamento è rinviato all'autunno. Qualche furbetto ha introdotto scadenze tutte sue. Alla scadenza del 16 ottobre mancano 4 mesi, periodo sufficiente perché il Parlamento e il Governo non facciano ulteriori modifiche, confermando una scadenza unica e rivedendo alcune incongruenze. Costringere gli inquilini a far la fila in banca per versare 10 euro, anche meno, non è una gran cosa. Un tempo sufficiente perché i comuni facciano il possibile per mettere i cittadini nelle condizioni di pagare con semplicità. I contribuenti hanno fatto il loro dovere, hanno versato in questi giorni il dovuto, tocca al fisco fare il suo. Poi c'è l'articolo di Sergio Rizzo su Pompei, ora i soldi ci sono, i lavori ancora no, noi e l'Europa, il grande progetto è stato finanziato nel 2012 con 105 milioni, nulla è stato fatto e a fine 2015 saranno restituiti i fondi. E prima di salutarci per la pausa e poi ci risentiamo tra qualche minuto con la rassegna stampa, da citare anche la Repubblica Affari e Finanza con il 2014, l'anno d'oro di Piazza Affari, il pezzo di Giovanni Pons su Poste, Fineco, Fincantieri, Sisal, cioè una pioggia di miliardi per le nuove quotazioni in borsa. Erano anni che non si vedevano così tanti investitori esteri invadere i mercati europei. L'Italia è uno dei paesi preferiti. Il timore è che l'euforia attiri aziende ancora non pronte, senza i numeri a posto per andare in borsa. Ci risentiamo tra poco. Vuoi trovare tubi per aria, per acqua, per olio, per alimenti, per sabbia, per vapore, per acidi,
Contributo volontario. Radio Padania Libera. Diamo voce alla nostra gente. Torniamo al Corriere della Sera, intanto partiamo dal pezzo citato prima, vediamo su Corriere Stampa i due pezzi in cui si parla in due modi diversi di Veneto e di Lega o parte di Lega. Comunque tasse, imprese, indipendentismo, Lega e PD si contendono il Veneto, il titolo dell'articolo di Dario Di Vico a pagina 8 sul Corriere della Sera. Dal referendum sponsorizzato da Zaia alla doppia visita di Renzi, la rovinosa caduta del sistema Galan ha aperto nuovi spazi in una regione chiave. Oggi il Premier parlerà agli industriali di Verona e Vicenza, sabato sarà a Treviso. La tempesta giudiziaria ha mostrato tutti i limiti di una classe dirigente industriale timida e impaurita. La prima mossa l'ha fatta il governatore Zaia, dando il via libera a una legge regionale che sfida lo Stato centralista. La prima mossa l'ha fatta Luca Zaia, scrive Dario Di Vico, sponsorizzando il referendum per l'indipendenza del Veneto e lasciando che il Consiglio regionale approvasse giovedì 12 giugno una legge ad hoc. Poco importa che il testo non fissi una data, che la macchina elettorale, entro 6 mesi però va fatto, che la macchina elettorale costi 14 milioni, che la norma si presti a essere bollata come incostituzionale. Gli strateghi della Lega la considerano una scelta win-win, cioè che vince in ogni caso. Se il referendum si dovesse mai celebrare, si sarebbe aperta una breccia storica nel rapporto con lo Stato centralista. Se, come è pressoché sicuro, il progetto fosse abbattuto in volo, Zaia potrebbe presentarsi alle elezioni 2015 per il rinnovo del suo governatorato, denunciando nelle piazze e nelle osterie l'ennesimo sopruso romano, scrive Dario Di Vico. Elegante, eh? Su tutt'altro versante anche Matteo Renzi si appresta ad aprire la sua campagna elettorale per la conquista del Veneto. Oggi pomeriggio parteciperà all'assemblea delle Confindustrie di Verona e Vicenza, per poi bissare a Treviso sabato prossimo alla locale Unione Industriali. Si calcola che sommando i due appuntamenti Renzi parlerà de visu a 5.000 imprenditori, pancia dell'industria italiana, imprenditori veneti. Del resto, dopo la recente batosta elettorale che ha lasciato Forza Italia senza nemmeno un sindaco nelle città di prima fascia, ormai a contendersi il Nord sono rimaste la Lega Nord e il PD renziano. In Veneto si voterà nel 2015, ma si potrebbe anche andare alle urne già quest'autunno per rieleggere sindaco e giunta di Venezia dopo le dimissioni di Orsoni. Però, mentre il Carroccio ha già un candidato spendibile che risponde al nome di Francesca Zaccariotto, attuale presidente della provincia di Venezia, il PD dovrà lavorare con abilità per trovarne uno. La rovinosa caduta del sistema Galan, a seguito delle inchieste giudiziarie sul Mose, peraltro c'è tutto il capitolo rosso dell'inchiesta giudiziaria sul Mose, del quale si è parlato oggettivamente di meno, ma in ogni caso tutto ciò ha indubbiamente rafforzato, scrive Dario Di Vico, il governatore Zaia, che ha goduto subito dopo del clamoroso successo di Massimo Bitonci con la conquista del comune di Padova, rimasto per lungo tempo in mano alla sinistra. Ma è anche vero che nelle ultime 2 elezioni il popolo delle partite IVA ha tradito la Lega, prima indirizzando alle politiche 2013 una quantità inaspettata di consensi verso Beppe Grillo e poi permettendo a Renzi di arrivare alle europee alla cifra del 37,5% stratosferica in una regione, il Veneto, considerata da sempre ostile alla gauche. Quest'ultima volta poi un pezzo significativo dell'imprenditoria confindustriale ha aperto al PD alla luce del sole, e il doppio appuntamento con Renzi è il riflesso di un'interlocuzione che c'era già prima del voto europeo. La tempesta giudiziaria, prosegue Di Vico, ha sicuramente compromesso l'immagine del Nord-Est e ha mostrato tutte le debolezze di una classe dirigente industriale che, vuoi per timidezza, vuoi per paura di scoprire tutti gli altarini, non ha avuto il coraggio di porsi alla testa dell'indignazione popolare contro le tangenti. Dal canto suo, il segmento più innovativo e internazionalizzato dell'imprenditoria, le tantissime multinazionali tascabili del Nord-Est, non ha alcuna voglia di invischiarsi nelle baruffe locali, preferendo 1000 volte concentrare uomini e risorse sulle priorità del proprio business. Nell'occasione anche la finanza veneta ha mostrato il suo limite strutturale, l'aver privilegiato la tessitura di un piccolo capitalismo di relazione fatto di connivenze con le amministrazioni e conflitti di interesse banca-impresa. Come conseguenza di tutto ciò, e in virtù del fiuto politico di Zaia e Renzi, la palla torna alla politica.
Se questo è lo scenario, s'avvia a concludere Dario Di Vico, sarà interessante vedere come inizierà a muoversi da oggi il giovane Premier, già rivendicando la contrapposizione frontale al sindacato, al partito Rai e ai burocrati della pubblica amministrazione, perfino al vecchio PD, non potrà che capitalizzare gli applausi degli imprenditori veronesi e vicentini, ma dovrà fare attenzione ai temi del fisco. Il caso vuole che il 16 giugno sia, secondo la CGA di Mestre, il giorno nero delle tasse, oggi, perché imprese e famiglie si troveranno a pagare Tasi, IMU più varie addizionali per un conto di 54,5 miliardi. È vero che il governo ha deciso di operare in materia attraverso un progetto di legge delega, ma la vera partita sui contenuti deve iniziare e Renzi qualche segnale dovrà iniziare a darlo oggi. Sulle tasse a nord-est non si scherza, conclude Dario Di Vico a pagina 8 del Corriere della Sera. Poi c'è invece tutt'altra questione, quella delle indagini sul Mose. L'articolo è in questo caso sulla Stampa, a pagina 15, Gianluca Paolucci ed Eleonora Vallin. Il 29 novembre 2010 il sindaco di Verona Tosi incontra l'ex segretario generale della Sanità Veneta Giancarlo Ruscitti. Oggetto dell'incontro il via libera di Tosi alla costruzione del nuovo ospedale di Padova, un affare che sulla carta valeva fino a 1 miliardo e 700 milioni di euro. La seconda grande opera del Veneto dopo il Mose. Quello che si dicono i due assume rilevanza, scrive la Stampa, in un filone di indagine formalmente separato dall'inchiesta Mose, ma con questo strettamente legato. Un legame di fatto di nomi, indagati in comune, circostanze e soldi. E spunta un ulteriore filone di indagine sul sistema Veneto e la gestione degli appalti, sul quale sono in corso approfondimenti in Regione e a Venezia, anche da parte della Procura. Tosi, interpellato, fa sapere di non voler rilasciare dichiarazioni. Il suo portavoce bolla il tutto come spazzatura. Romano, classe 1958, una lunga esperienza nel settore della sanità, con un passaggio nel comitato organizzatore del Giubileo. Ruscitti arriva alla sanità del Veneto durante la presidenza di Giancarlo Galan, con Tosi assessore regionale alla sanità. Lasciato l'incarico nel 2010, quando arriva Zaia, Ruscitti, quel novembre, è da poco diventato consulente del Coveco, una delle cooperative associate al consorzio Venezia Nuova. In realtà il Coveco è il polo di sintesi, diciamo così, del sistema cooperativistico rosso e anche, diciamo, dei finanziamenti agli esponenti locali del PD, di cui si è detto in questi giorni. In realtà, scrive la Stampa, secondo quanto ricostruiscono i finanzieri che stanno indagando sull'inchiesta Mose, nella quale lo stesso Ruscitti è tra gli indagati, quell'incarico dell'ex segretario, dell'ex direttore generale della Sanità Veneta, Ruscitti è segretario generale della Sanità Veneta fino al 2010, poi diventa consulente del Coveco, una delle coop del consorzio Venezia Nuova, punto di riferimento delle cooperative rosse. Diventa consulente, ma quell'incarico da 200.000 euro all'anno serve ad altro, a favorire l'ingresso del consorzio Venezia Nuova nell'appalto per la costruzione del nuovo ospedale di Padova. Contratto miliardario, come detto, 1 miliardo e 700 milioni, con almeno 200 milioni di denaro pubblico da realizzare con il rodato sistema del project financing, sul quale ci sono molti pretendenti. A scatenare l'interesse del consorzio Venezia Nuova sono 2 elementi: i soldi, tanti, e la possibilità di replicare il modello Venezia. Cosa c'entra Tosi con l'ospedale di Padova? Ex assessore alla sanità regionale con Galan, Tosi, scrive la Stampa, è ritenuto ancora il dominus del settore nella regione. La moglie, o ex Stefania Villanova, è capo della segreteria organizzativa dell'assessorato dal 2005, con lo stesso Tosi e per tutti i suoi successori, tutti di provata fede tosiana e tutti veronesi. L'aspetto più interessante è però quello che i due, Tosi e Ruscitti, si raccontano il 29 novembre. Secondo quanto riferisce lo stesso Ruscitti a Mazzacurati qualche giorno dopo, l'11 dicembre del 2010, nella sede del consorzio Venezia Nuova, Tosi, fino ad allora poco convinto della necessità dell'opera, avrebbe dato il suo via libera al progetto ponendo condizioni riportate negli atti dell'inchiesta Mose grazie a un'intercettazione ambientale ordinata dai PM di Venezia.
Tosi, dice Ruscitti, chiede innanzitutto che dia il suo assenso anche il sindaco di Padova, allora era il futuro ministro Zanonato del PD, che chi realizzerà il nuovo si occupi della dismissione del vecchio, che arrivino anche fondi internazionali, e pone condizioni su chi dovrà eseguire i lavori. No a Pier Giorgio Baita, no alla Mantovani dunque, no a Gemmo, no a Carron, sì invece a Sacaim, società veneziana poi finita in concordato, a Sodexo, alle Coop, a Mazzi, indagato per il Mose, costruttore veronese, e ad Astaldi. A quel punto Mazzacurati si attiva per ottenere il via libera di Zanonato, che incontrerà nel febbraio 2011, mentre Ruscitti attiva i suoi contatti nel centrodestra per garantire il via libera all'operazione. Così, in quegli stessi giorni, scambia varie conversazioni e SMS con Giancarlo Galan, indicato negli atti come nota personalità politica locale e nazionale, colui che, da presidente della giunta regionale ormai a fine mandato, aveva dato pochi mesi prima il via libera al nuovo ospedale di Padova, al quale chiede una dichiarazione favorevole alla costruzione dell'ospedale da parte dell'allora ministro della Sanità Ferruccio Fazio. Il nuovo governatore Zaia ha già detto che i soldi per fare l'ospedale non ci sono e sarebbe meglio rinnovare quello esistente. Così il 6 dicembre Galan fissa una colazione con lo stesso ministro Fazio, della quale informa lo stesso Ruscitti, il già segretario generale della Sanità, divenuto poi consulente del Coveco. Il 13 dicembre successivo i due si parlano al telefono e intercettati si danno appuntamento per parlare di persona, dell'interesse di Mazzacurati all'affare e del fatto che Tosi stavolta non avrebbe detto no. In quei giorni l'attenzione è concentrata sulla fiducia al governo Berlusconi dopo l'addio di Fini e Ruscitti cerca una sponda col fratello dell'allora presidente della Camera. Tanto movimento, Fini ovviamente, tanto movimento fa però scattare, il fratello è medico tra l'altro di Fini, fa però scattare l'attenzione dei finanzieri che stanno monitorando Mazzacurati. Tutto questo gran parlare di soldi, appalti, politici e affaristi rende necessari ulteriori approfondimenti per valutare nuove ipotesi di reato. In attesa che le indagini facciano il proprio corso, un'altra circostanza che mischia ancor di più le due storie, Mose e ospedale. A presentare il project financing padovano, valore finale 600 milioni, posti letto dimezzati, sarà poi una joint venture tra l'australiana Bovis Land and Lease e i vicentini della Palladio di Roberto Meneguzzo, altro indagato eccellente dell'inchiesta veneziana. Intanto il neo sindaco della città di Padova, Massimo Bitonci, tra i suoi primi atti ha bloccato l'iter della costruzione della struttura dell'ospedale di Padova. Qui va detto che a quanto pare il discorso, il titolo nei verbali spuntatosi si riferisce al fatto, alle parole, anzi sono le dichiarazioni di questo Ruscitti, uno degli indagati, ex segretario generale della Sanità del Veneto. Sono le affermazioni di questo Ruscitti. Spazzatura, dice il sindaco di Verona, Tosi. Ma adesso torniamo al primo piano del Corriere della Sera. Il primissimo piano è dedicato al governo, alla valutazione dell'attività di governo firmata sostanzialmente da Enrico Marro, bonus e tagli alla burocrazia, la doppia velocità del governo, le misure entrate già in vigore, le misure entrate già in vigore e quelle soltanto avviate, in 113 giorni, 12 fiducie, 14 decreti, 7 disegni legge. Una specie di valutazione fa il Corriere della Sera di quanto fatto sinora dal governo Renzi. Il cuneo fiscale, gli 80 euro sono arrivati ma sono finanziati solo per quest'anno, l'anno prossimo punto di domanda. Il lavoro, contratti a termine liberi, cassa in deroga senza risorse, mancano i quattrini. La pubblica amministrazione, permessi sindacali dimezzati, riforma dei dirigenti nel 2015. Qui siamo lontanissimi perché venerdì il Consiglio dei Ministri ha approvato la cosiddetta riforma della pubblica amministrazione con 2 provvedimenti, un decreto legge e un disegno di legge. I testi definitivi si conosceranno non prima di martedì, perché in effetti sul sito internet della Presidenza del Consiglio ancora non c'è nulla. Poi la spending review che va male, a rilento il taglio della spesa, servono risparmi per almeno 14 miliardi subito. Le riforme istituzionali, un traguardo ancora lontano, legge elettorale e riforma del Senato. La questione dei pagamenti alle imprese, punto di domanda, mette anche il Corriere della Sera. Sui pagamenti dei debiti alle imprese l'obiettivo di Renzi è ambizioso,
entro luglio pagheremo 68 miliardi di debiti arretrati, aveva detto Matteo Renzi, che aveva detto ancora prima, all'inizio, restituzione totale, aveva scandito dei debiti. In ogni caso, col decreto legge 66 del 24 aprile il governo ha accelerato un nuovo meccanismo con la garanzia di Cassa Depositi e Prestiti, favorisce la cessione alle banche dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. Nei 68 miliardi indicati da Renzi erano compresi i 22 già pagati nel 2013 sui 47 miliardi messi a disposizione dai provvedimenti del governo Letta per il 2013-2014. A questi 47 miliardi Renzi ne ha aggiunti 13 col decreto, totale 61 miliardi, meno dei 68 annunciati. Ma il pagamento effettivo? Perché questi sono annunci, il pagamento effettivo è fermo a 23,5 miliardi secondo l'ultimo monitoraggio del Ministero dell'Economia. Il sito del Ministero ha promesso ancora che il prossimo aggiornamento è previsto per il 23 aprile 2014. Il 23 aprile è passato, l'aggiornamento non è arrivato. L'obiettivo dei 61 miliardi resta molto lontano. E infine le nomine, cambi di poltrona, molti in rosa, il tetto agli stipendi dei manager, anche qui si vedrà se è vero, e poi le privatizzazioni, gli immobili restano al palo. Con il ministro Padoan, che dice che l'evasione fiscale non si sconfigge con i blitz, dobbiamo aiutare i contribuenti onesti, ha detto il ministro dell'economia. Una nuova manovra, il sentiero è stretto. Peraltro prima aveva detto no, adesso diventa un ni sulla nuova manovra. Sconto IRPEF allargato se ci sono le coperture. Oggi la scadenza e i 1000 calcoli della Tasi fra aliquote e detrazioni, e poi il Corriere interpella anche l'ex ministro Vincenzo Visco, la cui longamanus molti hanno visto nelle recenti nomine all'Agenzia delle Entrate da parte del governo Renzi. I miei SMS con il Premier, racconta Visco al Corriere per testimoniare il suo rapporto con Renzi. L'ex ministro collabora con il Premier Renzi. Ho mandato il rapporto anche a lui, credo che ci incontreremo per il mio studio sulle tasse, per come recuperare dall'IVA 19 miliardi, dice Visco. Il mio studio l'ho mandato a Renzi. Se si recupera evasione e si tagliano tasse, i voti non si perdono, è la ricetta di Vincenzo Visco. Ma il primo piano del Corriere è dedicato anche alla mossa di Beppe Grillo sulla legge elettorale e il dialogo con Renzi, perché Grillo ha detto che Renzi è legittimato dal voto delle europee, che era broglio, vi ricordate, no? Dopo il voto diceva Grillo. L'obiettivo è quello di discutere della nostra proposta e sostituire Forza Italia al tavolo. Con lui niente noia, ha detto Renzi, ma no ai giochini, e stavolta lo streaming, la diretta su internet dell'incontro, la chiediamo noi. Sono passati pochi giorni dalle accuse di colpo di Stato, fine della democrazia, Parlamento delegittimato, brogli elettorali, perfino Matteo Renzi fino all'altro ieri era l'Ebettino di Firenze, il buffone. Da ieri nelle strategie del Movimento 5 Stelle c'è una novità. Beppe Grillo fa una spericolata inversione di marcia e tende la mano al segretario del PD. Sono avvenute due cose importanti, ha fatto sapere Grillo. Il Movimento 5 Stelle ha una legge elettorale e Renzi è stato legittimato da un voto popolare e non dai soli voti della direzione del PD. Sulla legge elettorale Renzi batta un colpo e il Movimento 5 Stelle risponderà, dice Grillo. Replica di Renzi: chi ci sta a scrivere le regole del gioco insieme fa un piacere all'Italia, siamo pronti a discutere con tutti, Lega compresa, ma è bene che non ci siano né patti segreti né giochini strani, e stavolta magari lo streaming lo chiediamo noi. Replica cauta ma aperturista quella del PD. La giravolta di Grillo e Casaleggio è talmente improvvisa da meritare approfondimento. I democratici sospettano che il commento di Grillo sull'apertura a Renzi sia solo un tentativo di intralciare il cammino delle riforme piuttosto che di favorirle. Non a caso Grillo e Casaleggio sottolineano nella loro proposta che la legge decisa dal Movimento 5 Stelle, approvata online dagli iscritti, è di impronta proporzionale, non è stata scritta su misura per farci vincere, come è stato per l'Italicum, costruito per farci perdere. La sterzata tattica dei 5 Stelle, dettata dai sondaggi, secondo ancora il Corriere della Sera, la fase 2 del capo del movimento, un ruolo più defilato per lui e trattative con gli altri per pesare.
Ma c'è spazio anche sui sospetti di Renzi, un asse sul proporzionale, i timori che Grillo punti a un'alleanza trasversale in aula anche con i bersaniani. Tra Lega e Forza Italia, forte dell'apertura di Salvini, Renzi pressa Berlusconi, non può continuare a cincischiare. Presidenzialismo, è vero, l'idea piace agli italiani, ma per ora procediamo con riforma del Senato e del titolo quinto, dice Renzi. Sempre poi dal primo piano del Corriere della Sera, un'intervista a Maria Rosaria Rossi, 42 anni, casertana, amministratrice della Forza Italia di Berlusconi dal 20 maggio scorso, eletta deputata nel PDL nel 2008, poi componente Commissione Giustizia della Camera, nel 2013 al Senato, sempre per il PDL. Allo scioglimento del PDL segue Berlusconi nella rifondazione di Forza Italia, diventa capo dello staff di presidenza del partito. Zarina io, amministro soltanto debiti e grane, dice Maria Rosaria Rossi, la senatrice e assistente personale di Berlusconi. Fitto è un professionista della politica, quando attacca faccia nomi e cognomi, dicono che decido io l'agenda di Berlusconi, sciocchezze, lui non si fa condizionare da nessuno. Nel frattempo, sempre dal Corriere, nel codice degli appalti spunta una norma per legalizzare le lobby, in settimana la bozza con le nuove regole e Renzi dice il sindaco Orsoni a casa, un esempio per gli altri. Ma andiamo con ordine, norme per ridurre le stazioni appaltanti, revisione del sistema di qualificazione di impresa, più trasparenza sui subappalti, ma anche, a sorpresa, la legalizzazione delle lobby. È questa la bozza del nuovo codice degli appalti annunciato dal ministro Lupi, una delle contromisure che il governo intende adottare per evitare altri scandali Mose. La revisione del codice degli appalti è uno dei punti chiave, la bozza è pronta, questa settimana verrà presentata ai gruppi parlamentari, alle parti sociali, all'Associazione dei Costruttori, l'ANCE e a Confindustria, per approdare al Consiglio dei Ministri entro luglio. Riccardo Nencini, vice ministro alle infrastrutture, segretario del PSI, anticipa i punti salienti della nuova legge sugli appalti, del nuovo codice degli appalti. A partire da una norma che farà discutere la regolarizzazione delle lobby, spiega Nencini. Faremo in modo che i gruppi di pressione vengano alla luce del sole. Chiunque ricopra un ruolo istituzionale, se riceve un lobbista, dovrà annotare su un registro tutto su quell'incontro, chi era, chi rappresentava, cosa chiedeva la persona ricevuta. Attualmente non c'è alcuna legge che regoli questa attività, se si esclude quella della Toscana del 2001. Si tratta di mettere sulla stessa linea di partenza le aziende, almeno dal punto di vista dell'informazione, e evitare che chi è più vicino al governo possa trarne vantaggio. Ai dubbi se sia il caso di rendere la vita più facile alle lobby, il vice ministro risponde che lo fanno già ed è ipocrita non tenerlo presente. Gli Stati Uniti hanno deciso di renderli trasparenti. Nel testo della bozza, oltre allo stop alle deroghe e la revisione del sistema di qualificazione delle imprese, anche il débat public, cioè il coinvolgimento, dibattito pubblico dei cittadini sulle grandi opere con campagne informative sul territorio, esclusa la possibilità di dire no, perché il decisore alla fine resta lo stesso. Ma se ci fosse stata sui lavori TAV non avremmo evitato i black bloc, dice Nencini, però la popolazione sarebbe stata informata in tempo utile sui pro e i contro per valutare da sola l'impatto. Per la verità, quante riunioni sono state fatte sul TAV in Val Susa? Ad ogni modo ci sarà una riduzione delle 36.000 stazioni appaltanti per il 1 milione di appalti banditi ogni anno. Si punterà alla prevenzione dello sperpero con la due diligence, l'esame dei conti, a partire dal Mose, dice ancora il vice ministro Nencini. Intanto per 7 italiani su 10 la corruzione coinvolge tutto il sistema politico. Sono gli scenari sondaggistici di Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Dormire bene è importante. Alla Mondoflex, rete con alzata motore, materasso anatomico e cuscino in memory a soli 580 euro. Venite a trovarmi, vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Caldo, freddo, e in casa non c'è mai il giusto clima.
Oh cazzo, è arrivato il tasso! Sì! Da Climatizzazione Milano è arrivato il tasso zero. Puoi acquistare il tuo climatizzatore con pagamenti rateali a tasso zero, senza acconto e senza spese. Potrai contare su lavori eseguiti da personale specializzato e assistenza post vendita. Su tutti i prodotti, detrazione fiscale del 50%. Climatizzazione Milano, il climatizzatore padano. 02 39 46 93 18. Vuoi acquistare o vendere un'azienda? Cerchi un partner o un socio finanziatore per sviluppare la tua attività? Cogefin da 30 anni opera con successo nelle intermediazioni commerciali, artigianali, industriali in Italia e all'estero. Vendere, acquistare un'azienda è una scelta importante. Chiamaci 02 32 72 448 o visita il sito cogefin.com. Ehi, ascoltatore di Radio Padania! Il sondaggio telefonico Eurisco per conoscere quanti sono gli ascoltatori di Radio Padania prosegue. Se riceverai una telefonata che ti chiede che radio ascolti, mi raccomando, rispondi Radio Padania Libera. Paolo, ho trovato l'asilo che cercavo. Una bella sede col giardino. Il personale mi dà fiducia. Serena starà benissimo. E costa come gli altri. L'importante è il benessere e la sicurezza della nostra bambina. L'Albero dei Bambini. Asilo nido e scuola dell'infanzia paritaria a Varese. Dal 9 giugno campi estivi anche per gli esterni. L'Albero dei Bambini. Per un'infanzia naturale. 0332 820 800. L'alberodeibambini.it. Anche su Facebook. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano, mai assaggiato un espresso così? Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Mi raccomando, compriamo italiano, mai come adesso è importante. Cose buone dal territorio. Andate da Acerbis. Ciao Alberto. Ciao Sammy, buongiorno a tutta la famiglia di Radio Padania Libera. Allora, la promozione di oggi è da leccarci le orecchie. State bene attenti perché è talmente bella che sembra non sia vera. Allora, con 65 euro portiamo sull'uscio di casa vostra 6 bottiglie da litro di olio italiano estratto a freddo Acerbis, ok? Con 10 euro in più vi diamo una padella in pietra della Ballerini, un'azienda totalmente italiana che mi dicono che poco tempo fa ha anche assunto dei dipendenti, ok, italianissima, del valore di 30 euro. Non è finita, ma alle prime 20 telefonate anche una tovaglia da 6 posti, cotone bergamasco, fattura fatta a Brescia del valore di 19-20 euro. Fate voi le somme, siamo intorno ai 115 euro. 75 euro tutto compreso chiamando il numero, occhio, 030 68 40 408. Per difendere i prodotti nostri bisogna però capire quali sono, ok? Accidenti ragazzi, questa è un'occasione da prendere veramente al volo. Alberto, ricorda ancora il numero 030 68 40 408. Bene, torniamo allora al Corriere della Sera con le 2 pagine dedicate dal corrispondente Lorenzo Cremonesi, dall'inviato in Iraq, alle esecuzioni di massa che sono finite in rete. Immagini terrificanti, parte la jihad dei video in Iraq. Uomini deportati a mani legate, la strategia del terrore nei filmati dei guerriglieri sunniti e i soldati disertano per paura. Decine di giovani uomini, tanti in civile, vengono spinti a pedate, botte coi calci dei fucili e minacce sui cassoni aperti di almeno 2 camion. Teste incassate nel collo, macchie di sudore sulle magliette impolverate, lampi di puro terrore negli occhi. I miliziani sunniti sono quasi tutti vestiti in nero, tengono i Kalashnikov,
puntati ai petti di questi uomini, mentre in sottofondo si odono gli inni della guerra santa islamica. La seconda scena già preannuncia l'epilogo. I prigionieri sdraiati pancia in giù, mani legate dietro la schiena, e poi gli spari e una buca che è scavata superficialmente, una vera esecuzione di massa. I loro cadaveri col sangue che fuoriesce da testa e collo ad arrossare la terra. Gli esecutori urlano Allah è il più grande e promettono di liberare tutto l'Iraq dai cani sciiti. È questo l'ultimo delle centinaia di video diffusi, centinaia negli ultimi giorni, dal variegato universo della guerriglia sunnita in Iraq, e specialmente dai militanti dello Stato islamico dell'Iraq e del Levante, deciso a scalzare una volta per tutte il governo del premier sciita Nuri al-Maliki. A loro dire, scrive Cremonesi, i prigionieri fucilati in massa sono soldati governativi catturati nella caserma di Tikrit, quando già avevano gettato le uniformi e cercavano la fuga. Tanto lascia credere sia l'ennesima testimonianza concreta delle brutalità su larga scala di cui è puntellata la guerra totale tra comunità sciita e sunnita. In verità c'è poco di nuovo. La sfida dei video, scrive Cremonesi, caratterizza da oltre 3 anni lo scontro simile che insanguina la Siria. Ne abbiamo visti di ogni genere. Sempre poi dalla questione dell'Iraq le parole di Tony Blair: non è colpa nostra, dice Blair, a 11 anni dall'attacco nessun ripensamento, e Blair anzi richiama ulteriormente alle armi. Andiamo ancora a fare la guerra in Iraq, dice Tony Blair. Sempre poi dal primo piano del Corriere della Sera si passa alla pagina economica con Fiat Chrysler, sì alla fusione, la nuova FCA, Fiat Chrysler Automobiles, sbarca a Wall Street. L'ok del Consiglio, il lancio di obbligazioni fino a 4 miliardi entro il 2015. È arrivato l'atto formale che dà il via libera alla nascita di Fiat Chrysler Automobile. Nel Consiglio di amministrazione esce Gross Pietro e entra Earl, ex Goldman Sachs. Ieri il Consiglio di amministrazione del Lingotto ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della Fiat nella sua controllata, interamente posseduta da Fiat Investments NV, società costituita in Olanda, che al termine dell'operazione si chiamerà Fiat Chrysler Automobiles, FCA, e diventerà la holding del gruppo. Per il via libera definitivo è necessaria l'approvazione degli azionisti entro fine luglio a Torino, assemblea straordinaria. La data ufficiale sarà annunciata la prossima settimana. L'ultima tappa del percorso, che trasforma il Lingotto in un gruppo mondiale con base legale in Olanda e residenza fiscale in Gran Bretagna, si concluderà con l'approdo a Wall Street. I dettagli erano già noti dal 29 gennaio, quando il Consiglio aveva dato il proprio ok alla riorganizzazione del gruppo dopo l'acquisto da parte di Fiat della restante partecipazione in Chrysler. Ieri il via libera formale. La nuova struttura ha lo scopo, spiega il Lingotto, di dotare FCA di un profilo societario di investimento e di mercato coerente col nuovo assetto del gruppo e la piena integrazione di Fiat Chrysler. Il Consiglio ieri ha anche approvato l'acquisizione dalla controllata Fiat Group Automobiles dell'intera partecipazione in Fiat North America, la controllata che possiede Chrysler, con l'obiettivo di semplificare la struttura societaria del gruppo. Inoltre è stata deliberata l'emissione di uno o più bond di obbligazioni destinate a investitori istituzionali fino a 4 miliardi di euro entro il 2015, per gestire il debito consolidato e sostituire emissioni in scadenza. Cosa accadrà agli azionisti? I vecchi titoli Fiat saranno sostituiti da quelli di FCA, che adotterà anche un meccanismo di voto speciale per premiare i soci stabili e l'investimento di lungo periodo. Gli azionisti che partecipano alla fusione e i nuovi azionisti che terranno azioni FCA per un periodo di 3 anni potranno esercitare 2 voti per ciascuna azione ordinaria FCA. Peseranno il doppio in assemblea. In questo modo viene anche messa al sicuro la maggioranza Exor, che attualmente ha il 30%. In caso di diluizione del capitale ordinario, il gruppo Agnelli continuerà a esercitare il controllo della società. Per chi non vuol partecipare alla fusione c'è il diritto di recesso. Nel frattempo dal Consiglio Fiat è uscito Gian Maria Gross Pietro, presidente del Consiglio di gestione di Banca Intesa San Paolo, e al suo posto dal 23 giugno entra Glenn Earl, che è stato partner della banca d'affari Goldman Sachs e Chief Operating Officer di Goldman Sachs International.
Le dimissioni di Grospietro sono dovute alla prossima entrata in vigore delle norme europee che limitano il numero di posizioni in organi amministrativi di altre società che possono essere ricoperte da membri di organi di gestione di gruppi bancari. Grospietro è appunto presidente del Consiglio di gestione di Banca Intesa San Paolo. Sempre poi dal Corriere della Sera, per tornare alle cronache, in Sicilia continuano ad arrivare persone, lo sbarco di oltre 1.800 persone nel weekend, 40 i dispersi. Senza le nostre navi, titola il Corriere virgolettando, sarebbero morti tutti. Accolti nelle chiese, inchiesta sui naufragi. 55.000 il numero di migranti arrivati in Italia via mare all'inizio dell'anno. Paesi di partenza Libia ed Egitto. 16.000 gli eritrei arrivati dall'inizio dell'anno in Italia via mare, i più numerosi seguiti da siriani e cittadini del Mali e del Gambia. La Caritas di Palermo dice: ci servono scarpe e vestiti, non abbiamo più nulla da dare. L'operazione Mare Nostrum che prosegue. Sempre poi dal Corriere della Sera la questione di Greenpeace che perde 3.800.000 euro scommettendo sul calo dell'euro. Mancati controlli, già licenziato il responsabile dell'operazione, dice Greenpeace. I soldi investiti erano stati raccolti attraverso le donazioni di tanti sostenitori di Greenpeace. L'associazione si scusa e dice: non taglieremo le campagne. Che facciamo come Greenpeace? Il budget, il bilancio annuale è di 300 milioni raccolti in valute di decine di paesi del mondo e per questo ci assicuriamo contro le fluttuazioni, si giustifica tra virgolette Greenpeace. Lasciamo il Corriere della Sera poi con un'ultima segnalazione dalla pagina delle lettere. Intanto c'è un lettore che scrive: ma che bisogno c'era della commissione di inchiesta sul caso Moro che il Senato ha istruito, occupiamoci piuttosto di lavoro, tasse e risparmi. E poi a proposito di quattrino, in Italia, scrive un altro lettore, abbiamo due tipi di retribuzione lorda, quella in busta paga e quella del datore di lavoro. Per lui la retribuzione lorda è quella sul cedolino, più i contributi previdenziali e assistenziali a suo carico e il TFR. A mio avviso bisognerebbe indicare in busta paga la retribuzione lorda pagata dal datore di lavoro. Si vedrebbe che le nostre retribuzioni lorde sono fra le più alte d'Europa, quelle nette le più basse. La differenza, il fisco e l'imposizione fiscale e previdenziale. Mentre Pierluigi Battista si occupa nella sua rubrica Particelle elementari della responsabilità civile sui magistrati. È passato l'emendamento Pini, leghista, la legge sulla responsabilità civile obbliga i giudici a lavorare meglio. Ora, vostro onore, pagate per l'errore, il titolo del commento di Battista. Dicono che una legge sulla responsabilità civile dei giudici che hanno agito per dolo o colpa grave la vogliono i corrotti per vendicarsi dalle inchieste. Falso. La vogliono 20.770.000 italiani che nel novembre 1987, oltre l'80% dei votanti, si espressero a favore di una sanzione per chi ha abusato del proprio potere, fu il referendum, distorcendo con dolo le norme dello Stato di diritto. Dicono, come ha fatto Eugenio Scalfari su Repubblica, che così chiunque sia stato riconosciuto innocente in un processo può vendicarsi. Falso. I magistrati eventualmente costretti a risarcire un cittadino perseguitato non devono rispondere di un esito giudiziario favorevole a quel cittadino, ma per una condotta giudiziaria macchiata da dolo e colpa grave. Dicono che così si lasciano soli i magistrati di fronte al ricatto dei potenti. Falso, scrive Pierluigi Battista. A decidere se un magistrato ha violentato la legge e la procedura sarà un collegio di altri giudici, non un tribunale del popolo. Dicono che adesso c'è già una legge che sanziona comportamenti dolosi di un magistrato. Falso. Se un magistrato viene ritenuto da altri magistrati colpevole, a risarcire è lo Stato e dunque i magistrati che si macchiano di dolo e colpa grave potranno, come fanno, agire indisturbati, sapendo che a pagare non saranno loro, ma tutti i cittadini con le tasse. Dicono ancora che una legge sulla responsabilità civile dei magistrati per dolo, colpa grave o violazione manifesta del diritto sottopone i magistrati a forte stress. Vero, li costringe a lavorare bene e con attenzione scrupolosa, come i medici quando entrano in sala operatoria o gli ingegneri quando progettano un ponte, perché la libertà delle persone è sacra come la loro vita e non si può manipolarla con dolo, colpa grave o manifesta violazione del diritto acclarati da una sentenza di altri giudici.
Dicono ancora, prosegue Pierluigi Battista, che una legge del genere farebbe dell'Italia un unicum. Falso. Una legge che permette allo Stato di rivalersi sui giudici c'è, con regole precise, in Spagna, in Germania per dolo o colpa grave, in Francia per mancanza particolarmente grave o diniego di giustizia, e in Belgio e in Portogallo per frode e dolo grave. Dicono che in Italia comunque lo Stato sa sanzionare comportamenti negligenti o dolosi. Falso. Farebbero bene a leggere Operazione Montecristo, il libro di Lelio Luttazzi, la cui vita fu distrutta nel 70 da un'iniqua detenzione non sanata dal proscioglimento successivo. I giudici che si macchiarono di una simile nefandezza sono stati addirittura premiati, come del resto gli inquirenti del caso Tortora, che hanno in seguito fatto brillanti carriere, nonostante la persecuzione di cui sono stati colpevolmente protagonisti. È probabile, conclude Battista, che il voto della Camera, che ha approvato finalmente una legge civile, l'emendamento del leghista Pini, sarà cancellato dal Senato. Il timore è che sia vero. Il PD di Renzi sta rottamando tutto, ma non la sudditanza al giustizialismo feroce che l'ha dominato in questi anni. Questo lo mette col punto interrogativo l'ultima frase Pierluigi Battista, ma quello è. Lasciamo il Corriere a questo punto e torniamo brevissimamente al primo piano della Stampa di Torino. Oltre al servizio su Salvini alla conquista del Sud, nel paese dove la Lega è primo partito, a Maletto, Catania, 32% dei voti all'Europea la Lega, il primo piano è dedicato tutto alla questione del Grillo soft che vuol dialogare con Renzi, con interviste varie, con il Premier che sente puzza di bruciato ma non può sottrarsi all'incontro, come scrive in forma di retroscena chissà perché Federico Geremicca, dopo le aperture del capo del Movimento 5 Stelle ma anche della Lega, vogliono solo la palude, e l'intervista a Deborah Serracchiani, vice segretaria del PD, presidente del Friuli Venezia Giulia. Sì al confronto anche in diretta web, si parta dal lavoro fatto da noi, l'Italicum si cambia con gli altri, ma niente per di giorno. Era ora che il Movimento 5 Stelle, dice Serracchiani, si accorgesse della necessità di partecipare al cambiamento. Prima di tutto la governabilità. La sera delle elezioni, con la nuova legge elettorale, noi del PD vogliamo sapere chi ha vinto. Gli italiani hanno votato chi corre veloce verso le riforme e non sta fermo. Un'apertura che serve più a loro che a noi, quella del Movimento 5 Stelle, ma se è solo tattica politica lascia il tempo che trova. Si ascolta prima di tutto chi ha fatto il lavoro prima di te, come abbiamo fatto noi. Pagina 4 invece c'è Berlusconi, il caso Ruby frena le riforme secondo la Stampa, Ugo Magri, venerdì al via l'appello del processo, Berlusconi pronto a mettere da parte gli accordi presi con il PD. La sentenza in tempi brevi, in primo grado è stato condannato Berlusconi a 7 anni, venerdì il secondo grado, l'appello sul processo Ruby. Il leader azzurro sconfortato dice ai suoi riparliamone dopo il processo. E sempre dalla Stampa di Torino l'intervista al ministro dell'economia iraniana Ali Taibebnia. L'Iran è pronto a collaborare sul caso Iraq, ma dipende dall'America, vediamo il loro atteggiamento. Il nodo della Siria, il sostegno dei paesi stranieri alle formazioni terroristiche che operano in Siria, dice il ministro dell'economia iraniano, ha creato una destabilizzazione regionale, le cui conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Oggi la pace è compromessa non solo in Siria, ma in tutta la regione. Sono abbastanza fiducioso sui negoziati sul nucleare, una soluzione arriverà entro la fine dei colloqui. E poi c'è la difesa di Tony Blair, la crisi non è colpa dell'invasione dell'Iraq del 2003, anzi dobbiamo intervenire di nuovo, dice Tony Blair in Iraq. Ancora dalla Stampa poi c'è la questione del quartier generale dello spionaggio americano in Europa. Il quartier generale sarebbe Berlino. Der Spiegel ha rivelato i nuovi documenti di Edward Snowden, l'ex collaboratore della National Security Agency americana. I servizi tedeschi collaborerebbero proprio con la National Security Agency. Una nuova valanga di informazioni dall'archivio dell'ex collaboratore della National Security Agency Edward Snowden si è abbattuta sulla Germania, mettendo in imbarazzo, o rischiando di farlo, il governo Merkel. L'attuale numero in edicola dello Spiegel rivela fatti inquietanti. Primo, da decenni i servizi di sicurezza americani utilizzano le basi militari della Repubblica Federale Tedesca per le loro attività di spionaggio. I vecchi temibili colonnelli della Stasi della Germania dell'Est scrivevano prima della caduta del muro
che il National Security Agency americano archivia ogni segnale, conversazione, eccetera, attorno al globo, sia di nemici che di alleati. Ma dopo l'attentato 2001 alle Torri Gemelle, l'attività di sorveglianza degli americani in Germania è diventata talmente frenetica e penetrante che Der Spiegel definisce la Germania ormai il più importante punto d'appoggio delle spie statunitensi, il quartier generale della National Security Agency in Europa. Le attività di sorveglianza, scrive il settimanale, dopo aver studiato i documenti forniti da Snowden, rifugiato ora a Mosca, sono presenti nella Repubblica Federale Tedesca come in nessun altro paese europeo. E di nuovo dalla Stampa, tornando però alle cose italiane, la sanità, ospedali, rapporto shock, apparecchiature vecchie, edifici a rischio crolli, Nord e Sud Italia uniti da ritardo tecnologico e sprechi, rinnovamento mancato nella sanità. Il 9% delle strutture sanitarie risale all'epoca napoleonica, scrive la Stampa. La denuncia delle ASL: da 10 anni c'è una carenza cronica di risorse. E sempre dal quotidiano torinese una segnalazione anche dalla pagina economica sulla questione dell'ingorgo di tasse oggi, con Tasi, IMU e tributi sulle aziende. Ha calcolato la CGIA di Mestre 54 miliardi e mezzo dobbiamo pagare oggi. E concludiamo con la cronaca di Torino Nord-Ovest, perlomeno la prima pagina. In 10 mesi 15 bancomat, i colpi dell'inafferrabile banda con le chiavi a Torino. Sabato l'ultimo furto, il capo è un insospettabile. Metodo seriale, qualcuno è al corrente delle combinazioni segrete dei cavò. All'indomani del solito colpo dei soliti poco ignoti che hanno svuotato utilizzando chiavi e combinazione segreta la cassaforte del cavò super protetto dei magazzini Docs di via De Francesco alle Vallette, molti sono i dubbi su cui devono misurarsi gli investigatori di polizia e carabinieri. Siamo al 15° furto in 10 mesi con la stessa tecnica, bottino che supererebbe i 2,5 milioni di euro. Poi ancora dalla Stampa c'è il re della logistica sequestrato in casa dai rapinatori, Giuseppe Tamborra, amministratore unico di Wave, bloccato al rientro dopo la partita dell'Italia. Volevano le chiavi della cassaforte. Tamborra è amministratore unico di Wave, azienda leader nel settore della logistica. L'agguato ha la loggia, i tergicristalli accesi, mentre tornava a casa l'altra sera, a mezzogiorno e qualche minuto. Da dietro una di queste siepi cresciute a ridosso della casa e del muro di cinta saltano fuori 3 o 4 uomini che bloccano il manager con le armi. Storia di un'ennesima rapina in casa, stavolta non sulla collina di Torino ma alla Loggia, località Tetti Sagrini, una manciata di abitazioni in mezzo alla campagna, ville e cascinali. La casa dei Tamborra, le auto di solito sono nel garage, in lontananza cavalli. Ieri per 1 ora e mezzo l'imprenditore è rimasto ostaggio dei banditi, polsi legati con una fascetta da elettricista e in testa un sacchetto di tela. L'hanno preso a schiaffi, volevano le chiavi della cassaforte. Un incubo infinito terminato solo quando ha fatto rientro a casa il figlio della vittima con la fidanzata. I banditi lo hanno visto e sentito rientrare e sono fuggiti con un bottino modesto. 4 ore più tardi l'imprenditore è ancora dai carabinieri per raccontare cos'è accaduto. Persone di accento straniero, i sequestratori, ha detto Giuseppe Tamborra. Ma torniamo a questo punto brevemente a Repubblica. Oltre alla questione di Casaleggio che avrebbe deciso di trattare col PD, eccetera, eccetera, c'è un'altra questione che riguarda le pensioni dei giudici, l'età pensionabile per meglio dire, e la responsabilità civile. È profondo l'allarme tra i giudici, scrive Repubblica con Liana Milella, sulla responsabilità civile, l'emendamento Pini Lega di cui sopra, e l'età pensionabile. I magistrati sono stupefatti, racconta Repubblica, per come il governo Renzi ha gestito il fine carriera, cioè la questione dell'età pensionabile, perché se il principio è giusto, realizzato così diventa un danno, dicono i magistrati. Basti pensare all'azzeramento dei vertici del Palazzo di Giustizia di Milano, se ne andrebbero Canzio, Minale, Pomodoro e Bruti Liberati, e ai magistrati di Cassazione che sarebbero ridotti alla metà. Ma c'è anche la grave preoccupazione per le notizie che filtrano dal Ministero della Giustizia sulla riforma della responsabilità civile dei magistrati. In sintesi, pare già al tramonto la luna di miele tra Renzi e i magistrati. Non bastano i superpoteri a Cantone per indorare la pillola.
Due fatti importanti delle prossime ore. Rodolfo Maria Sabelli, presidente Associazione Nazionale Magistrati, chiederà un incontro urgente al ministro di Giustizia Orlando per parlargli di entrambe le questioni. Non possiamo accettare misure punitive, dice il presidente del sindacato, tra virgolette, dei magistrati, l'ANM. Non possiamo accettare misure punitive ai limiti, se non oltre, la costituzionalità e la ragionevolezza. Al CSM si muove Riccardo Fuzio, presidente commissione incarichi direttivi, che chiede di esprimere subito un parere sul decreto e ne delinea le conseguenze devastanti che comporteranno perfino la decadenza di uno dei prossimi candidati alle elezioni dello stesso CSM. Se si pensionano i magistrati come vuol fare Renzi. L'intervista a Giuseppe Maria Berruti, direttore del Massimario della Cassazione, nominato dal ministro Orlando al vertice della commissione per riscrivere il codice civile. Mandarci a casa prima è incostituzionale, dice Berruti. La nuova norma mette a rischio i processi, bisogna graduare. I processi sono a rischio, non sono pregiudizialmente contro il governo, ma la norma parte da presupposti corretti. Però mandare in pensione in anticipo un magistrato non è come mandarci un funzionario amministrativo. Il principio del giudice naturale e quello che impone la precostituzione del giudice rispetto alla causa impongono che tribunali e procure siano organizzate preventivamente. Non si assegna una causa a un giudice che andrà in pensione un mese dopo. Così Berruti. Alla Procura di Milano si decide il futuro. Bruti chiederà di essere prorogato, scrive Piero Collaprico. Mercoledì il plenum del CSM sul caso Robledo, dopo 3 mesi di veleni tra Robledo e Bruti. Il decreto previdenza complica le cose, con la pensione anticipata si fa per dire. Insomma, in scadenza anche Canzio, Corte d'Appello, De Santis, Tribunale di Sorveglianza a Milano. Poi c'è una pagina che la Repubblica dedica alla festa dell'unità, niente dispute, dice il PD sulla festa. Guerini, portavoce di Renzi, incontrerà l'ex tesoriere e senatore DS Sposetti, che è proprietario del marchio della festa dell'unità. A Bologna avevano registrato il marchio Festa Unità, con un minuscolo simbolo del PD alla base della U. E non abbiamo mai smesso di usarlo, dice su Facebook Raffaele Persiano, responsabile organizzazione del partito a Bologna. A Roma, invece, di chi fosse il logo non è mai stato un problema. Nell'estate del 2008 il neonato PD, mentre nel resto d'Italia veniva rottamata la festa dell'unità, il neonato PD romano continuava nel solco della tradizione. Insomma, si scopre che in pratica il tesoriere Ugo Sposetti è il proprietario del logo delle feste dell'unità. Mentre il giornale L'Unità ora spera in Renzi, ma niente brand non è una mozzarella, dicono i giornalisti. Caro segretario, ti scrivo. Sulla prima pagina dell'Unità di ieri i giornalisti si rivolgono direttamente a Matteo Renzi, che durante l'assemblea PD di sabato aveva riconosciuto la sofferenza del giornale. Ventata di cauta speranza. Renzi si è accorto di noi, ma non per rottamarci. Anzi, abbiamo ascoltato con grande attenzione le tue parole, ti ringraziamo, hanno scritto i giornalisti dell'Unità, le assumiamo come un impegno a lavorare in tempi rapidi al rilancio. Renzi ammette che il brand Unità, cioè il marchio l'Unità, funziona, tanto da ripristinare le feste di partito col loro nome, avanti tutta con il brand, la scialuppa su cui aggrapparsi per non morire. Solo una precisazione al segretario: l'Unità è una storia novantennale, è una comunità orgogliosa di sé, è molto più di un marchio, di un brand. Il giornale fondato da Gramsci è in crisi, scrive Repubblica, 20.200 copie vendute a maggio, i 57 giornalisti hanno appena terminato 2 anni di solidarietà, preso l'ultimo stipendio in aprile, non si parla di rimborsi o straordinari, non firmano per protesta sul giornale da oltre un mese, non conoscono il loro destino. L'unica cosa certa è la messa in liquidazione della società editrice ratificata dall'Assemblea dei Soci di giovedì scorso. Così Repubblica. Adesso ci fermiamo qui, anzi c'è brevissimamente da Repubblica l'annuncio della riforma della RAI in 6 mesi. A luglio una consultazione vuole il governo che coinvolga i cittadini. Al centro una nuova governance della RAI che estrometta i partiti. In autunno il piano, entro fine anno è previsto il decreto, si vedrà. Con ciò noi ci salutiamo, buona prosecuzione d'ascolto e buona mattina a tutti da Giulio Cainarca.